Voglio... Chi c'è, chi non c'è, non c'è. Ilfluido.net, che voi... Com'è bello l'azzurro, che bello il colore azzurro, che bello essere tifosi di una squadra azzurra. Pensa che tristezza se non potevo usare questi colori per il no. Che tristezza sarebbe, è bella anche di qua, perché pensa che tristezza avere una città senza il Vesuvio. Che tristezza se non avessimo il vulcano, il mare, le montagne, la pianura. Un po' tutto. Benvenuti amici bellini, iscrivetevi al canale come ha fatto Pasquale Anastasio, quelli che si vedono la live dopo, che lasciano il like dopo, quelli che hanno lasciato il like preventivo, siete veramente straordinari e il vostro supporto mi entra nell'anima. Noi ci guardiamo nell'anima, ci guardiamo queste partite e... Caspita, allora ci sono dei like preventivi, dobbiamo arrivare immediatamente a 100 like, immediatamente, non ho chiesto manco i like, mi pare nella reaction, ve la siete vista la reaction, lo trovate nei commenti, fissato in alto nei commenti della live. Buonasera Lupen, ma ne parliamo, ne dobbiamo parlare di Meret, Agostino, Danny, Vittorio Penza, buonasera, Polli, Kepler, infatti sì, maronna mia che tristezza, 9 di fila, ma non siamo arrivati a 10 di fila? Aspetto notizie, perché poi mischiate con la Champions, non mi ricordo, me lo dite voi, le cose le dite voi a me, io dico altre cose. 90, possiamo arrivare subito a 100. Il primo che dice che il Bologna meritava no, beh, vedi, sì, il portiere sicuramente, il portiere loro probabilmente migliore in campo, ma subito Vittorio Penza, la sterzata di Kvara, è proprio Kvara sterza. Lo possiamo... Grande Vittorio, chiamiamolo Kvara sterza, non è dissimile da molti nomi inventati che stanno dicendo in questi giorni. Sterzara, Kvara, Kvarazzeri, la sterzata di Kvara sterza. 10 di fila, vedi? Clamoroso. Penso che questo sia un record. Spero che sta partita non demoralizzi Meret. Oggi ha fatto 2 papere che potevano costare caro. Già mi si dicono i XG e Giampaolo velocissimo, adesso li analizzeremo, sono 10 infatti. Reagiamo sempre bene quando andiamo in svantaggio, mi fa davvero pensare bene questa cosa. E qui la festa, ho portato 10 vittorie consecutive. Falle entrare Rita. Io apro la finestra, apro il balcone, facciamo entrare queste 10 vittorie consecutive. Mamma mia, se fossero entrati gol che si sono mangiati l'errore di Meret ci avrebbe fatto soffrire me, sicuramente. Però questo Rossana, questo proprio è questo il fatto della percentuale realizzativa, quando ti mangi troppi gol, non è buono e non è un problema di XG, perché tu puoi fare XG alti e comunque segnarli tutti quindi non è un problema, avere XG alti non è un problema di per sé. Però quando fai 4,48 e ne fai 3, ne dovresti aver fatto qualcuno in più. Guardate quanti pallini azzurri, alcuni vicini che creano XG alti e altri insomma che tiri ribattuti, miracoli del portiere. Veramente tosta. Drugowski, credo che avvisaglie serie di stanchezza si sono viste, ma per fortuna i cambi più che mai siano stati decisi. È vero, proprio vero. Ho visto stanco Raspadori, ho visto stanco, che poi le ha giocate tutte dall'inizio, poi Spalletti ci dice
che gli ultimi minuti sono quelli che più ti affaticano, però Raspadori l'ho visto stanco nel primo tempo, e Ndombele nella ripresa se ne è un po' sceso, forse non ha ancora i 9 minuti nelle gambe. Quello che non è mai stanco è Kvara, che anche a fine partita continuava a sterzare, una cosa incredibile. E devo ringraziare subito Adamo Fucci per la sua... Vedi, io prima lo ringrazio e poi esce scritto. Grazie mille Adamo, siete bellini veramente, grazie infinite ragazzi, che partita, primo tempo anche forse non bellissimo, per fortuna l'abbiamo riacciuffata subito, poi siamo partiti benissimo, poi però quelli hanno fatto... Vabbè, è andata bene, quanto è importante. Buonasera amiche e amici bellini, oggi i cambi sono stati fondamentali, sì Daniela. Alberto, io qua deve scattare il VAR rivista, perché per me è stato un arbitro un po' sui generis, io chiedo a gran voce alla FIFA, alla UEFA, alla Lega, a chi per loro, c'è stato un momento in cui si sentiva la voce dell'arbitro, ma perché no? Perché che cosa dobbiamo fare per sentire la voce dell'arbitro? E poi giudichiamo. Corniciamo quella palla di Kvara sul diagonale di Raspafuri, sì, e facciamola vedere alle scuole calcio, sarebbe proprio giusto, Valentina. E ringrazio Alessandro, allora io ti ringrazio tantissimo, ovviamente, lo dico io, lo dici tu, è una cosa diciamo nostra, io diciamo che continuo a non dirlo e tu fai bene a continuare a dirlo, forse è meglio in privato, cioè nei nostri gruppi degli abbonati, invece che in pubblico, perché sennò potrebbe essere rischioso, ma fa parte della nostra scaramazia. Mi sembra evidente, no? Io continuerò a mettere Simeone titolare nelle mie probabili formazioni, perché poi va sempre bene. Lo so che giocherà Raspadori, ma va sempre bene. Torna Osi e il gol è gol decisivo. Bello, le cose belle. In generale merita un 4. Io gli stavo dando un 5, però proprio i cartellini che non sono volati. Poi ne parliamo e approfondiamo se c'ho il tempo. Oggi pure c'ho che fare stasera, però vedremo. Grazie Albe, lo dice Polli. Daniele Primasso, appena finita la reaction, buonasera. Stasera si è sentita l'assenza di Anghissà tuttocampista, soprattutto nella fase difensiva. Ndombele non è ancora all'altezza di sostituirlo, credo che tu abbia ragione Ferdinando. Vincenzo Caliento, primo tempo abbiamo giocato bene ma non siamo stati concreti. Ndombele mi è piaciuto molto nel primo tempo, sì, mi piace come l'hai analizzato. Mamma mia, Peppone, sta tutto surato Peppone, anch'io, fa caldo, si suda. Ad un certo punto non sapevo nemmeno, stiamo andando verso l'estate o stiamo andando verso l'inverno, non so più niente. L'ho visto il post di Juan Jesus, but one è troppo forte, è forte in campo perché comunque è un difensore affidabile. L'ho intravista quella velocità di cui parlava Spalletti, io mi sono permesso di dire non so se quanto sia veloce, l'ho visto reattivo e veloce, ha segnato pure e mi piace anche fuori dal campo con le sue cose social, a differenza di altre cose social che ci piacciono di meno. Le dobbiamo segnalare tutte, poi non ci accaniamo, questa poi è la mia speranza, perché poi io li vedo, li leggo, alcuni tifosi trancianti del Napoli che subito quelli non ci appartengono proprio. Noi analizziamo tutto con calma, vediamo i pro e i contro, vediamo tutte le facce della medaglia, quelle due sono, e con calma proprio. Volano i messaggi. Mi sento tutto kvarazzeliato. Grande Luigi. Sono stanco come se avessi giocato io. Questi ragazzi non finiscono di sorprendermi. Partita dopo partita
partita qui è stata una delle insidie più grandi della stagione, che soprattutto l'anno scorso, ecco qua la solita frase, ma continuate a dirla, anche se io non sono d'accordo, continuate a dirla perché fa parte delle cose scaramantiche. Questa partita l'anno scorso non l'avremmo mai vinta, e io poi vi devo ricordare che alcune partite anche l'anno scorso che sembravano storte le abbiamo vinte, che ne so il Genoa, che ne so la Lazio. Quindi, va bene, voi continuate a dirlo, non c'è problema. Giorgio Mele, fermo, ti devo recuperare scritto bene. La cosa più emozionante stasera, Elmas che al 70° saluta la sua dolce metà e dice: amo, vado a giocare con gli amici, ci vediamo tra una mezz'oretta, ti amo. La dolce metà sarebbe ovviamente la panchina, e quindi c'è tutto il sarcasmo e la genialità del tifoso del Napoli, che è così. E i miei amici abbonati che mi hanno girato il meme che è uscito, invece una storia invece di dirmi impostata da Osimer, ma per finta, che dice: il mio primo amore è il fuorigioco. Ma è giusto, è bello, è divertente, non è offensivo, è bello così, è ironico, e oggi segna sul filo del fuorigioco, fa quel passetto che non lo fa scattare oltre la linea e segna sul filo del fuorigioco. Che bello, Jacopo, noi vogliamo bene al Napoli, ecco la differenza. Vinciamo a Roma con paratona di Meret al 96esimo. Gigi Lotto, me lo auguro con tutto il cuore, ragazzi, perché sto ragazzo poi speriamo, appunto, ritorniamo al discorso social, speriamo che i tifosi, perché mi hanno detto, ho letto che allo stadio hanno applaudito, lo hanno rincuorato, speriamo che quelli da tastiera non siano trancianti, perché poi rischiamo di ritornare nel problemone. E devo ringraziare anche Tore Falanga. Kvara even more astonishing. Meret e polyflops of today, but hey, what the let's support them. Jesus o Jesus, the fine worker, Dombele is growing. E non lo voglio nemmeno tradurre, no, lo devo tradurre per gli amici bellini. Cara, sempre più astonishing, come vogliamo dire, like brillante, sorprendente, ecco, sorprendente forse. Vedete, polyflop si capisce, ma supportiamoli. E il Gesù è proprio il Gesù, il lavoratore fine, sublime, il lavoratore. Dombele sta crescendo, è proprio vero. Vincenzone di guida, chi si ferma è perduto, con la buona iettatore, con la buona. Buonasera Perrone, Francesco, signori, questo è un 10 vero, mi ricorda il primo Zidane, credo tu ti riferisca a Gregorio Akvara, è veramente veramente forte, è un 10 però con le cosce toste, perché va a contrasto e vince i contrasti. A me questo mi piace sottolineare di Kvara oggi, che poi c'ha il dribbling, ti lascia dietro, da fermo in velocità, c'ha un buon piede, e tutto, c'ha il passaggio geniale, che lo stiamo vedendo sempre di più, ma quello che sorprende è che non è un 10 piccolino che poi se lo sposti cade, è tosto con le cosce, e c'è quella gioventù che fisica, che se vai a contrasto è capace che il pallone continua ad essere attaccato al suo piede. Forza Meret, ha fatto 2 errori per evitare di farli con la Roma, li ha fatti oggi che abbiamo vinto. Mi piace. Enzo, non è questione solo di stanchezza ma di atteggiamento, poca cattiveria, aggressività e cinismo. Sul cinismo sicuramente, sulla cattiveria non lo so se siamo stati poco cattivi, va rivista come la rubrica, l'atteggiamento. Vediamo cosa ne dice anche Spalletti su questo. Nonostante abbiamo vinto, voglio dire una cosa riguardante la difesa. Al primo gol del Bologna ho maledetto Jesus che si perde il giocatore, senza Mirro un po' di paura. Guarda, io ho detto sì, l'ho sentito anche in telecronaca che dicevano proprio Jesus che si rifà praticamente segnando dopo aver. Però io vedo Kim che scappa, quindi non lo so, la devo rivedere, però vedo Kim che stava più vicino all'attaccante, a Zirkzee, e scappa verso la porta per cercare di mettere una pezza, però prima che ancora tirasse, quindi non lo so, lo rivedremo. Valeria,
Valeria, un nome poi tra l'altro straordinario. Le mie imprecazioni erano in linea con lo sponsor sulle magliette dei bolognesi. Comunque una partita da palle d'acciaio. Grazie Gesù. Grazie, prego, signore, grazie e grazie Valeria. Sempre gentilissima e sempre mai banale. Sempre mai banale. Stasera Kvara mi ha ricordato un po' Totti negli anni d'oro. Si sprecheranno, ragazzi, i paragoni. Best, insomma, McManaman, poi Zidane, poi... E Kvara, magari si fa un nome tutto suo con gli anni e un domani diranno wow, somiglia a Kvara. Speriamo che sarà proprio così. La notizia più bella è che questa squadra non molla mai. Cose negative: nel primo tempo riempivamo troppo poco l'area di rigore. Esatto, mezza volta l'ha fatto un Ndombele, però un Ndombele più piccino di Anghissà e quindi Vale, Cambiaso è passato dietro JJ. Ah, quindi prima tu dici, cioè prima del gol, prima del passaggio. La devo rivedere, ragazzi, poi durante la reaction è un macello. Vedo cose, ma ne vedo... Medello mi ricorda le più Jimmy il Fenomeno, che poi tra l'altro si può chiedere anche a Guido più tardi. Jimmy il Fenomeno praticamente io so e leggevo che alla fine portava fortuna su set. Molti di questi film che lo vedevano protagonista anche di piccolissime parti, lui veniva chiamato a farle perché dice che insomma portava fortuna, sicuramente portava il buon umore. Veramente un personaggio indimenticabile. Società inglese di compravendita auto, the more you know. E facciamo anche informazioni di servizio. Oggi Kvara Ghostbuster ci ha preso i fantasmi del passato e mandati a quel paese. XG stavolta facciamo 10. Spallettone, cambi decisivi. Beh sì, e piace il cambio al 45esimo, vuol dire che l'hai letta, che sei stato attento, hai letto dove potenzialmente stavamo facendo meno di quanto era prevedibile. Politano stava un po' soffrendo Cambiaso lo ha tenuto bene, ma Raspadori mi sembrava più evidente e quindi subito il doppio cambio che ti permette, se lo fai al 45esimo, di avere ancora i 3 slot, quindi questo è proprio ottimo. E poi arriva Elmas, Olivera e Demme. Sottolineiamo l'ingresso di Demme, che mi è piaciuto anche, pochi palloni però li ha giocati bene. Un po' di rumori, è bene che ci siano un po' di rumori. Nel dubbio Gattuso out e mi sembra giusto. 2 gol di Cavani con il Valencia. Sarracino, abbiamo sofferto il Bologna, mi sembra, perché certe volte la squadra era spaccata in 2, ma un arbitro sull'arbitro io non so da dove cominciare. Sarracino, per me è grave e non lo so se Spalletti parlerà. Io ho il dubbio che parlerà Thiago Motta e si continuerà a dire, va a finire che passa una narrativa sbagliata dove il Napoli al contrario, e invece no, ragazzi, mi raccomando, quando vinciamo dobbiamo parlare, quando si vince devi parlare, perché sennò passi per il piangitore. E no, mancano alcuni like, dice Rita, vedi un po'? Perché dovremmo stare tipo a 270. Capisco che alcuni che hanno lasciato il preventivo magari sono qui in live e quindi questi 200 che sono in live l'hanno lasciato già, però ne mancano, ne mancano. Perché Meret chiude e apre i pugni sul secondo gol? Domanda anche per Guido e ce la segniamo, ragazzi. Se avete domande anche preventive io me le segno, poi dopo lo sapete, il discorso si sviluppa organico e cerco di prenderle il più possibile. Ma siete in tanti per fortuna e mano a mano cerchiamo di rispondere a tutti. Buonasera Nicola, 150 like ma sono pochi e c'ha ragione Polli, possiamo arrivare a 200. Meretta avrà pure sbagliato, un ribalzo mal calcolato, tutto quello che vogliamo, ha fatto una paperetta. Preserviamolo, sosteniamolo, la paperetta. Maurizio Farias, un 10 a questo Napoli, un 10 alle vittorie di fila e un 10 per questo ragazzo che anche quando pare giocare sottotono fa sempre la differenza. Bravo Kvara e sempre forza Napoli e forza Maurizio, sempre generoso, sempre a supporto. Un bacio amico mio, grazie infinite.
10 ragazzi, 10 è un numero che ci piace, 10, dobbiamo arrivare a 1000 like, arriviamo a 1000 like, arriviamo a 1000 like. Vale, ma secondo te è Guido? Vedi come siete furbi, che poi sapete che me la segno e la giro anche a Guido. Oliveira, mi raccomando, no, Oliveira, come terzo a centrocampo, come lo vedi? A gamba e tecnica. Interessante, la giriamo. Secondo me è un giocatore più di fascia che terzo, cioè mezzala, interno, non lo so. Ovviamente lui ci finisce interno perché questi movimenti dei terzini richiesti da Spalletti molto spesso li portano lì i terzini, però più che a centrocampo lo vedo a suo agio con la linea accanto, nel senso che lo posso vedere anche a centrocampo però a 4, quindi bene, grazie Maurizio. Quanto sono belli quei passettini di esatto Luca, esatto, io quello chiedevo, non chiedevo cose pazzesche, chiedevo i passettini, le ha fatti. Domanda a Meret, perché? Comunque da non sottovalutare questa settimana piena per allenarsi, per recuperare. Non ci dimentichiamo che da metà settembre non si sono mai fermati. È proprio tosta, è proprio tosta. Continuano infortuni muscolari a raffica tutti i giocatori che io ho fantacalcio. Vediamo Berardi che ritorna e si fa male di nuovo. Vediamo Immobile. Ho letto che Osimhen ha detto che Kvara in allenamento è più forte ancora. Victor quando entra così cattivo da subentrante ricorda a me la mattina quando mi sveglio per andare al lavoro. Principe, mi sa che tu hai vinto, ma non voglio piangere, poi ne parliamo in privato. Ma perché protestavano i giocatori che volevano concludere l'azione? Rossana, è la classica storia poi della squadra piccola che se sta sul pareggio e perde tempo e se conquista il pareggio non sia mai in vantaggio, la palla la bucano. Poi vanno in svantaggio e vogliono recuperare tutto il tempo. E chi è causa del suo mal pianga se stesso, non mi interessa, non scherziamo proprio, non scherziamo assolutamente, protestate quanto volete voi. Verona che domina e al primo tiro autorete. Questa è una cosa che voi mi dovete sempre tenere aggiornato su quello che succede, perché ovviamente il Milan va considerato autogol Verona, giù le mani da Meret. Sarebbe utile una buona riserva di Dilo semmai a gennaio. Paolo, Singo, io vabbè, lo so, magari Singo non è sul mercato, però io ho sempre individuato in Singo un ottimo terzino, mi fa impazzire e ti dico sì, nel senso Dilo oggi ha fatto una partita straordinaria, ha fatto anche un recupero difensivo, era molto alto perché Di Lorenzo si sta spingendo molto in avanti, ha fatto un recupero molto molto importante, qualcosa si soffre da quella parte, però oggi niente, oggi voto alto a Di Lorenzo, però sì, proprio perché se vai in affanno e vedi adesso anche Dem è entrato nelle rotazioni, vedremo quanto giocherà, però quanto è importante dare a Oliveira Rui Oliveira, quanto è importante Lozano, Politano, che poi se uno non sta bene subito ce l'hai pronto e ti fidi, hai capito? Quando è importante Juan Jesus quando ti viene a mancare Rachmani, capito? 15 like ragazzi, non parlo più, datemi 15 like. Con chi si è arrabbiato Spalletti ce lo dicono gli amici Bellini perché non l'ho visto, cioè ho visto che si è arrabbiato, non so con chi ce l'aveva. Il Liverpool ha battuto il Manchester City, è proprio vero. Lozano potrebbe tornare ai livelli di Gattuso, magari sì, anche con Gattuso si alternavano parecchio, quindi non credo che soffra tanto l'alternanza in questo momento. Lo vedo sorridente, ecco, questa è una delle cose che ci fece notare anche Guido, lo vedo proprio il body language, no? L'abbiamo analizzato per Elmas e a lui lo vedo che prende un calcione, finisce a terra, prende un fallo e sorride. Quindi c'ha quella confidenza di nuovo, quella fiducia nei suoi mezzi, nello scatto e nel prendersi il fallo, perché devi star bene anche mentalmente
la cosa più bella di Lozano era proprio quella, il mettersi davanti al pallone e subirfallo, e quella è un gesto di altruismo, perché tu ti stai pigliare un calcio per dare un vantaggio alla tua squadra, per sperare in un'ammonizione e quindi poi una punizione importante. Quello è un gesto di altruismo. Se non stai benissimo fisicamente e mentalmente, non te lo prendi quel calcione. Lo vedo felice, lo vedo che sorride, lo vedo che è tutto rientrato. Ecco perché spero che possa accadere lo stesso con Elmas. Non è il tuo momento, va benissimo, in questo momento è difficile farti giocare da titolare, lo capisco, capisco la tua frema, capisco tutto. Non ne parlare sui social, parlane con i tuoi amici, parlane con chiunque, con i tifosi che incontri per strada, e ti capiamo e ti giustifichiamo pure. Non lo fare sui social perché poi è peggio per te. Però potrebbe arrivare il momento, perché Spalletti si sa che ha le sue gerarchie, però possono capitare gli infortuni, e vedi cosa succede con Politano e Lozano, che si riprendono, vedi? No, non l'hai visto solo tu, sicuramente è così, probabilmente c'è stato un buon recupero di Elmas, e poi c'è stato, io ricordo due cose della partita di Elmas: un buon recupero, una buona rincorsa all'indietro che ha fatto temporeggiare un contropiede del Bologna, e poi un errore in zona d'attacco che stava facendo ripartire il Bologna, pericolosissimo. Le diciamo tutte le cose, anche se io è un giocatore che stimo, le diciamo tutte in pro e in contro, senza alcun dubbio. Si è arrabbiato con Lozano perché nel finale non ripiegava. Ah, ok, questo penso sia Spalletti. Spalletti, che poi una delle cose belle che faremo vedere domani, perché a me adesso piace queste cose, le cose belle, le cose brutte, è la rincorsa di Spalletti a fine partita che salta sul gruppone dei giocatori. Che salta sul gruppone dei giocatori. Adoro. Come lo vedi il nuovo acquisto del Napoli per la primavera? Vincenzone non lo conosco proprio, ne parlano tutti benissimo, se ne dice un gran bene. Speriamo, è un giocatore che viene dalla cantera del Barcellona, che era svincolato, non può essere un brocco, poi si deve vedere l'impatto, è molto giovane, quindi speriamo. Sarebbe meglio inserirlo in una squadra forte, però il Napoli sta in zona retrocessione la primavera, quindi non è facile, non sarà facile. Zielinski quest'anno sta facendo un lavoro di regia tra rifiniture, appoggi e assist, sta prendendo per mano la fase offensiva della squadra. Molto vero, Claudio, molto vera. Raffaele, comprare il portiere, lo so, Navas ha fatto il suo errore oggi, l'abbiamo detto a inizio, ma poi lui ha iniziato anche bene, Meret. La questione è questa: adesso questo è, il mercato è chiuso, il mercato è sempre aperto, il mercato è chiuso, e coccoliamocelo perché questo è il portiere che ci deve giocare. Sirigu è preso per la panchina, gli altri non sono considerati. Se non vincete quest'anno, attenzione, abbiamo qualcuno che è fragile mentalmente, e quindi non lo so, Tonic, magari tu sei carino, cioè non lo fai con cattive intenzioni, però io per sicurezza un TVB scaramantico, perché noi siamo scaramantici, quindi non so per quale squadra tifa, e per sicurezza io ti abbraccio e ti dico un ideale, ti voglio bene, proprio per sicurezza, vedi? E ti arriveranno da tanti amici da tutte le parti. Domanda per te, per Guido: se Victor prendesse qualche chilo, sarebbe lo stesso così veloce? Bella domanda, che questi a Guido piacciono, me la conservo. Aniello: prima di crocifiggere il portiere bisogna crocifiggere Elmas per il posto vergognoso e Politano per il gol di Orata a porta vuota. How about? Perché invece, vedi come è strano, how about, cioè come circa, ma messi insieme significa perché invece non crocifiggiamo proprio nessuno? Sarebbe meglio, no? Invece di crocifiggere Meret, non lo crocifiggiamo. Vediamo la Paper e diciamo meglio la prossima volta. Invece di crocifiggere Elmas, capiamo il momento del ragazzo, gli diciamo che non lo deve fare più perché non è il caso, e non lo facciamo. E per Politano, che si mangia un gol davanti divoratissimo, gli diciamo: come hai fatto? Fanne la prossima volta, abbassa il corpo. Come se li mangia lui, come se li mangia Elmas, come se li mangia Osi, come se li mangia Raspadori e tutti gli altri. Non crocifiggiamo nessuno, è l'unico modo secondo me di andare avanti. Vedi, TVB preventivo, una bella guattata.
Gennaio è vicino, Babbo ADL, portaci per Natale un portiere, vediamo. Se non andate in Serie B, questa è l'ironia, Folli va applaudita. Non so nemmeno di chi si tratta, perché io non ho letto di che squadra tifo, ma ci sta tutta. Zirkzee, e Barro contro di noi si dovevano sbloccare. Vabbè, Barro è forte, io l'ho sempre apprezzato, è un giocatore che a fantacalcio te lo pigli. Zirkzee non lo conoscevo, un buon centravanti, molto giovane, bello strutturato. Certo con Arnautic è difficile la concorrenza. Per me Kvara migliore prestazione fino ad ora, a fine stagione il dato sui dribbling sarà nettamente superiore alle aspettative, sì, e anche oggi assist stava per far segnare Marettiello, tutti stava per far segnare tutti, quello che dà Zielinski. È matematico fare degli errori durante l'anno, l'importante è che non siano decisivi. Paperet, giusto. Like e TVB preventivi nelle prossime live. Non crocifiggiamo. Sì, ma anche se ci fosse andata male, io lo so che è difficile, Infoball, anche se ci fosse andata male, anche se uno di questi errori, uno di queste papere, non dovremmo, perché poi dopo è peggio. A tutti gli amici bellini, a me sorprende e preoccupa che con il campionato che stiamo giocando abbiamo la seconda a 2 punti, la terza a 3 punti e la quarta molto probabilmente a 4 punti. Time, questo è importante, l'ha detto Spalletti in conferenza, che se guardiamo la classifica non abbiamo fatto nulla, e non è un pompieraggio, è proprio la verità, perché l'Atalanta continua a vincere, il Milan che sta vincendo, è proprio tosta quest'anno, è incredibile, ve l'ho detto nella live precedente, è più tosta dell'anno scorso, anche se abbiamo cominciato benissimo, tutto sorprendente, eccetera, eccetera, è più tosta dell'anno scorso, per un paio anche di motivi extra calcistici. L'Inter si sta ripigliando. Aio sempre col derby, il solito derby brutto, e poi vincono perché si riprendono sempre col derby. L'idea che queste due finiscano fuori dalle prime 4 è un po' forte, è un'idea forte, quindi immaginiamo che prestazioni dopo prestazioni, spinte psicologiche rientrano in quelle 4. Il Milan mi pare che non molla, è 1-1! Il Milan mi pare che non molla, 1-1. Autorite pure qua. Gunther, proprio lui, Napoli-Verona. Boom. È lunga, il campionato è molto lungo, la partita è molto lunga, Autorite di gabbia. Giovanni, buonasera e forza Napoli, una gentilezza, no? È giusto. No, ma infatti qua saremo gentili, perché sennò poi è fragile. Handle with care, dovrei fare this side up. La tazza stava qua dentro. Allora, sì, bene. Quei 40 minuti che non abbiamo concretizzato li abbiamo tenuti in vita e si è visto. Donato. Alessandro, calendario alla mano, prossime 5 molto più toste per noi che per Milan e Roma, speriamo di tenere Bobotta, il Liverpool ha vinto con il City assolutamente, ma era la prima direzione in Serie A di questo arbitro, veramente a tratti imbarazzante. Il fallo di Cambiaso è l'esempio lampante, no, ma senza dubbio. Allora me lo segno questo, Valentina, per ricordarmi di chiedere a Guido questa cosa qua, perché ci sta tutto, ci sta la direzione arbitrale, che tu scegli un metro di giudizio, eccetera. Poteva essere ammonito anche Lobotka a un certo punto, però lui questo metro di giudizio, ma quel fallo lì, anche con il metro di giudizio, quello che vuoi tu, se tu a centrocampo quello ti ha saltato di netto e se ne si sta involando sulla fascia e tu te lo abbracci e te lo porti a terra, è il fallo da regolamento, non puoi non ammonire. Quindi io capisco il dubbio, il contattino, le cose, ma questo qua è proprio grave, secondo me. È gravissimo. Io non lo so se tu dici 1 o 2 gol. Vabbè, oggi sicuramente quello là grida vendetta, Carmine. Contro l'Ajax c'ho le mie riserve.
Buonasera a tutti, Antonio. Stiamo stanchi e si vede, siamo senza Anghissà e Rachmani e si vede, ma abbiamo tirato 30 volte in porto, 11 nello specchio e preso 2 pali, stiamo calmi. E infatti perché dobbiamo segnare la traversa di lui e quella di Zielinski, veramente clamorose. Un saluto dal Maradona a tutti gli amici bellini. Peggiorin sta al Maradona, bravo. How fragile we are, cantava Sting. Bravo Enrico. Gufatona di Pardo che prima del palleggio elogia il Milan paragonandolo al City come andamento. Male proprio. Che bello. È il primo errore dopo 14 partite, ma, sì, ma infatti si piace. Paperetti imbarazzanti. Sì, vabbè, ma è normale che diventa un tema, ragazzi. Non c'è bisogno di scrivere 50 volte lo stesso messaggio, però Luigi io non me la prendo se ripetono lo stesso messaggio perché sono in tanti e quindi io accetto un po' di spam contenuto perché magari volete farvi leggere la cosa e a me scorrono i messaggi mentre clicco su uno, volano quelli là di prima e ho difficoltà io, quindi lo capisco. Sì, Aniello, sì, li abbiamo fatti vedere, gli XG stanno qua, quindi non c'è dubbio che il Bologna ha fatto più gol di quello che ha creato, onestamente, perché poi il tiro di Barro, da dove sta? Guardate, allora, la vedete il numero 3 del Napoli, proprio poco sopra il 4,48, c'è quella stellina minuscola, quello è il gol di Barro, non si può segnare da là, quello sarà 0,1, 0,5. Una cosa incredibile. L'hanno chiamato Carazzella, perfetto. Quara lo chiama Caressa, Quara. Ieri durante l'Atalanta Sassuolo ho visto un fallo simile a quello subito da Lozano, placcaggio, nemmeno l'hanno dato già al giocatore dell'Atalanta, è preoccupante. E allora potrebbe essere, vedi perché poi li devono far parlare. Parlano subito a fine partita, no guarda che il capo degli arbitri mi ha detto che questi falli qua non si chiamano più giallo, ce lo dicono, noi ci mettiamo l'anima in pace, ce lo ricordiamo e la prossima volta che succede a parti invertite ci aspettiamo lo stesso trattamento. Mi sembra una cosa che si può chiedere. Bisogna fare una crociata per educare tutti i telecronisti, commentatori, opinionisti, eccetera, eccetera, a pronunciare correttamente il nome di Kvara77. Luigi, io la mia crociata l'ho fatta. E sono anche pronto. In realtà volevo prepararla prima, la faccio al volo, vedete? È troppo breve, non si può fare. Perché non è uscito l'audio. Devo fare così, vediamo se si sente. Mi dovete aiutare voi perché devo aggiungere l'audio e ditemi se si sente. Khvicha Kvaratskhelia. Fatemi sapere se si è sentito. Per me c'era tutto e il Bologna diceva che era fallo di Ossi, proprio siamo clamorosi proprio. Si è sentito? Perfetto. Grazie Luigi, davvero odio le persone che prima elogiano dei giocatori e poi li distruggono. Forza merita. Sì, che poi magari non sono gli stessi, Michele. Perché uno magari quando Veretti giocava bene si è stato zitto e poi aspettava il momento, me l'ha detto, l'ho sempre detto. Quelli sono i tifosi peggiori. Mandalo a Caressa. A quanti li dovrei mandare? Mica solo a Caressa. Il Bayern sta vincendo 5-0. Roberto, vedendo la partita oggi ne vogliamo parlare di Anghissà senza togliere internazionale grande prestazione. Lo so, vogliamo parlare di Anghissà? Che non c'è, cioè la mancanza di Anghissà. Virgilio Bandiera insieme ai rumori arriva con la sua generosità. Ciao Vale, amiche ed amici, 10 euro per i 10 kg che ho perso in 90 minuti. 10 euro, 10 kg, 10 vittorie consecutive, i 10 gol fatti all'Ajax che ce li dobbiamo dimenticare perché è passata e adesso dobbiamo affrontare le partite, quelle là scorbutiche, quelle là dove si mettono là, ti aspettano. Grazie infinite Virgilio, sempre. Grande Virgilio. Cambiaso era doppio ballo giallo facile, ma quello è pure un fatto di fantacalcio sicuramente. Ecco, l'arbitro aveva probabilmente
si sa, no, che i tesserati non possono giocare le bollette, eccetera, eccetera, ma li controllano i fantacalci. Stupidaggine che non significa niente. Magari l'arbitro aveva cambiato al fantacalcio, non lo voleva. Vogliamo parlare un po' di Zielinski, che giocatore? Sì, ne parlo volentieri, Daniele, tutte le volte. 10 like in più, dai, 10 like. Possiamo anche arrivare a 10.000 like, non credo. Però possiamo arrivare a 14.500. Sicuramente possiamo arrivare a 14.500 iscritti in breve tempo. Zielinski è sublime, mi piace sempre. Io invece la crociata sul nome di Kvara non la condivido, è giusto cercare di pronunciarlo bene, ma allora dovremmo fare una... Sì, lo so, Micio, lo so, hai ragione, ci sono tanti, non lo so se chi pronuncia bene Juan Jesus, Rahmani, tutti i giocatori, Lozano, dovremmo dire Lozano invece di Lozano, va bene tutto, Osimhen invece di Osimhen, va bene, gli accenti, lo stesso Kvaratskhelia, alle volte Kvaratskhelia, stesso i georgiani cambiano l'accento. E Napolitan telefonano in trasmissione, ma questo De Laurentiis, e mette la che non lo fa nessuno. Sugli accenti va bene, però nel caso specifico di Kvara ho sentito Karaschella, troppo, specialmente per un giocatore che è arrivato con questa nomea, c'ha il nome difficile e non si può pronunciare, e per tutta l'estate abbiamo fatto questa cosa, no? Il georgiano non lo sappiamo pronunciare. Adesso, dopo che praticamente lui stesso Kvicha Kvaratskhelia ci ha fatto il video, ne abbiamo scherzato, adesso mi sembra disrespectful, poco rispettoso per un giocatore che io poi sono più sensibile perché abito all'estero e molto spesso mi chiamano Valirio Celentano e mi fa ridere e io la prendo bene perché non mi interessa, però il ragazzo magari dice ma c'ha questo pride georgiano, ma io mi chiamo Kvicha, ve l'ho detto, mi chiamo Kvicha Kvaratskhelia. Si può fare, è tanto difficile farlo, mi sembra un po' lesi, mi sembrano un po' pigri. I tifosi sono giustificati perché non devono, ma quelli che vengono pagati profumatamente per darci notizie e per raccontarci il calcio, quelli mi sembrano pigri. Quindi è una piccola crociata personale, capisco che possa dare fastidio, ma io Kvicha Kvaratskhelia non è difficile, non lo ritengo difficile. Salvatore Osimhen ha fatto tanti fatti da attaccante, non doveva essere un problema il suo rientro. Bam, frecciatina di Salvatore, frecciatina verde acqua, con la sua generosità. Non hai torto, Salvatore, non hai torto. Anzi, aggiungo, in questa partita qui, un po' perché Raspadori l'ho visto un pochino affaticato e non è stata una manovra straordinaria quella del Napoli. Aiuta la manovra, il Napoli gioca meglio. Vero, però Osi l'ha vinta anche aggiungendo quelle cose di cui noi gli diciamo stai attento e vedi bene di aggiustarle, quindi questo è il non plus ultra del miglioramento di un giocatore, e poi serviva forse più fisicità e quindi lì vedi la fisicità di Kvara che ha aiutato, gli sprint di Lozano che hanno aiutato, dai. E infatti siamo d'accordo. Troviamo un soprannome, pure si sprecano i soprannomi da tutte le parti. 50 euro sulla vittoria del Milan, io me la giocherei, non amo giocare, però me la gioco perché se poi perdo la scommessa, però almeno non vince il Milan, e io la vedo sempre così. Un giorno diremo quell'anno abbiamo avuto Kvara, Leao ovviamente Leao è forte, allora si possono fare i paragoni perché stanno sulla stessa fascia, così. Io la differenza maggiore che vedo, Leao ci ha messo un poco per entrare nella mentalità del campionato italiano, essere sempre presente, decisivo, prima era un po' indolente. Kvara ha avuto subito l'impatto forte, come età siamo lì, chi ha cominciato prima, chi ha cominciato dopo. Però io lo vedo proprio tosto fisicamente a Kvara, proprio tosto fisicamente nei contrasti. Buonasera amici bellini, lasciate i like, sosteniamo il canale, se non vi siete iscritti non ti ingolosire, siamo scarsi. Un abbraccio forte Fabietto, un bacio gigante a te. Siamo scarsi, non c'è dubbio, continuiamo a dirlo perché porta bene. Kvaratskhelia, Kvaravaggio,
Ho letto Cavaradona, non so quale blog aveva scritto, che poi Cavaradona, vabbè, ma perché Cavaradona? Non capivo. Ho visto il mito Botka sbagliare 2 passaggi, ma sarà umano anche lui? La mia risposta è nel tuo nome, yes, nel senso che è umano anche lui, nel senso che ci ha dato tante di quelle partite in cui non sbagliava nulla, proprio nulla, che adesso un paio di errori ci risultano clamorosi. Ma come? Ha sbagliato Lobotka. Mi piace sottolineare che anche nelle ultime partite con l'Ajax, grande prestazione, voto alto, ma qualche passaggio l'ha sbagliato anche nelle ultime partite. Questo cosa ci ricorda? Che uno, sì, è umano come tutti gli esseri umani, due, che anche lui probabilmente ogni tanto ha bisogno di saltarne una, ha bisogno di staccare la spina mentalmente, ti riposi, tifi per i compagni, ti rilassi un attimo, non sei in discussione, ti siedi, l'altro tuo compagno è stimolato a far bene, a non farti rimpiangere, vedi in questo caso Demme, e il gruppo resta tutto unito, ognuno ha le sue chance e qua sta tutto a Spalletti. Capire il momento, non sostituirli tutti insieme perché poi perdi identità, perdi gli equilibri, proprio i compagni non sanno più dove girarsi e trovare le cose da fare, però piano piano tutti dovranno riposare un pochino. Kvarazzimma. Giusto il like 250, bravo Francesco. Bravo Francesco. Lo ha spiegato in conferenza Spalletti, vedi che bello quando vi rispondete tra di voi, perché poi siete preparati. Juan Jesus è veloce, vicino a Kim serve uno più veloce di lui. Oltre a questo Spalletti dice anche rispetto all'avversario. Kudos è piccolino e veloce, quindi preferivo Juan Jesus per seguire Kudos. In questo caso, con questo Kvizzi, che comunque è alto, io non sapevo la velocità di questo giocatore, però Juan mi ha dimostrato di fare scatti così. Vicino a Kim, bene che ci sia Kim Quam, però prima o poi potremo anche vedere, l'abbiamo visto Ostigard lì con Kim sulla sinistra, che addirittura ci poteva sembrare più a suo agio. Dovranno giocare tutti. Ostigard mi sembra più giocatore che Spalletti vuole utilizzare nei finali di partita tosti dove si deve fare ammazzate, dove ti mandano la pallata, perché Spalletti ci ha detto che è uno dei più forti che abbia allenato sul colpo di testa della pallata. Bel commento hai scritto sulla vittoria sui cambi, bellissima riflessione, Valerio leggila please. E questa? Anche stasera Spalletti, anche stasera i titolari del secondo tempo hanno invertito il risultato, per cui questo fatto di non giocare dal primo minuto, poi se sei quello determinato della ribalti è meglio di fare 90 minuti traccheggiando. C'ha ragione, che gli vuoi dire? E che cosa gli vuoi dire? Pio, che ne pensi se avesse fatto uscire Ndombele per Osimhen, arretrare Zelinski e tenere la squadra nelle righe? Anche quando ho visto uscire la Spadori subito ho pensato ok, non possiamo fare più il 4-2-3-1, perché a quel punto se le cose si mettevano male dovevi inserire Simeone, avevi la doppia punta, uno dei due doveva abbassarsi, è un pochino più macchinoso come modulo, ci sta come riflessione tattica, però Raspadori secondo me lui lo ha visto come me affaticato, quindi non è una questione tattica che se la voleva giocare così, è una questione di il ragazzo oggi non mi può dare quello che mi ha dato nelle altre partite, quindi è il difensore più forte che abbiamo. Calma Edoardo, ha giocato mezza partita, è difficile giudicare il più forte che abbiamo. Krakmari sta facendo molto bene, Kim sta facendo molto bene e lo stesso Juan. Piano, perché poi dopo ci prendiamo i debiti con la bocca. Io vorrei Soboslai solo per vedere l'1-2 con Soboslai, Kvaratskhelia, visto impazzire, oltre perché è giocatore del forte. Spero nel recupero di Elmas perché è un po' fragile mentalmente. Osimhen è un problema adesso, dove sono finiti quelli che lo affermavano. Jack è forte, ma non è un centravanti come Victor e il solito. Forza Napoli sempre, Mauro, assolutamente. Lento non è Kim, ma ha una velocità esplosiva. Vero? Imperioso anticipo di Kim in attacco. Vero? Bello. Il fatto è che Rachmani imposta meglio di Kim. Qua non lo so, sai, Gigo, secondo me sono abbastanza simili.
piedino normale, ecco, un piede normalizzato. Non hanno i piedi di Albiol, nessuno dei due. Però se fanno buoni movimenti trequartisti che si avvicinano e creano lo spazio, loro il passaggio semplice lo devono poter fare. Traccamuro o botta secca? Fortunatamente Alkaline, benvenuto Paramount Plus, benvenuto sul canale. Iscrivetevi al canale, che poi vedi uscite pure iscritti qua, è una soddisfazione per chissà quanto tempo, perché poi qualcun altro nuovo si potrebbe iscrivere, oppure nei video successivi di domani potreste uscire. Iscrivetevi al canale. Fortunatamente abbiamo la settimana tipo più la partita in casa con i Rangers da qualificati, quindi ci saranno molte rotazioni, perché poi sabato prossimo c'è Napoli-Sassuolo. Attenzione, vediamo quante rotazioni ci saranno, perché comunque siamo un pochino più acciaccatelli, perché quando ti manca chissà è che il titolare è inamovibile, e poi le rotazioni vediamo cosa succederà. Oggi nel primo tempo bene nei cambi di gioco per farli allargare e trovare spazi centralmente, bene in Ndombele, ma è vero che mancano le corse dietro che fa Zambo. Sì, l'ho vista, ce la possiamo segnare anche questa per Guido. Valentina, siamo già a domande conservate, poi dopo vediamo di portarle. Simeone che esulta a fine partita, è troppo bello, le cose belle. Su Ostigar Spalletti riceve colpi di testa, l'assist di Kvaravaggio Sperosis di una delicatezza, veramente di una delicatezza. Grazie Alkaline, trovi il canale Telegram per le notifiche in descrizione. Ma Elmas è proprio necessario tatticamente? Secondo me una sua partenza ci permetterebbe un upgrade in alcuni ruoli. Vorrei vedere Mudryk o Sergi Roberto al Napoli. Mudryk, ma dici Mudryk, non lo conosco, non so di chi, siete più bravi di me. Sergi Roberto sì, però voglio dire, non lo so. E il fatto di Elmas tatticamente l'abbiamo sempre visto, ragazzi, giocare nei buchi che si creavano, sempre sacrificarsi, gioca terzino, gioca mezzala, gioca sottopunto, gioca a sinistra, gioca a destra. Quindi non è che tatticamente serve. Secondo me è uno di quei giocatori che mentalizzato piace a Gattuso, piace a Spalletti. È un giocatore che è arrivato molto giovane, che si è messo a disposizione. È chiaro che secondo me Spalletti in sede di mercato dico no, Elmas mantienimelo, e sai perché? E mo sfruttiamo questa cosa per dire, secondo me è andata così. C'erano delle offerte anche per Elmas, come c'erano un po' per tutti. Il Napoli prende Kvara. Spalletti si guarda i video di Kvara, dice però è un dribbling, è nato di questo, non fa la fase difensiva, questo è l'equilibrio. Non mi vendete Elmas, perché se Kvara non si impara subito le cose così, io capace che ci devo mettere Elmas là. Mantenetemi pure Zerbin, perché qualsiasi cosa mi tengo uno che fa più la fase difensiva. Dopodiché Kvara fa questo impatto, e come lo levi più dal campo, che è sempre decisivo, anche quando sembra che non c'è, è comunque decisivo e risulta decisivissimo. Di conseguenza Elmas sparisce, si abbassa nelle rotazioni. Potrebbe rientrare, e quello che ha scavalcato poi è stato Ndombele, e quindi Elmas non può rientrare nemmeno. Zielinski sta giocando benissimo e quindi non lo puoi mettere nella zona ideale di Elmas, che è quella di Zielinski, cioè un po' sottopunto, un po' in mezzo alla sinistra. Se lo metti al posto di Anghissà, Elmas sì, le rincorse le fa, però non c'ha quell'impatto fisico. Ndombele ce l'ha. Spalletti vuole quell'impatto fisico, ecco perché Elmas se ne scende nelle gerarchie e perde minuti. L'anno scorso, e Spalletti ci teneva a dirlo, Elmas è stato quello che ha giocato di più, però sempre da subentrato, e ai giocatori non fa piacere essere sempre il 13° che deve entrare, e non fa piacere. Secondo me è andata così, bloccata la cessione perché non si sapeva Kvara che impatto avrebbe potuto avere. L'ho detta bene? Avrebbe potuto avere, non si sapeva. Non sapeva. Arriviamo a 300 prima che arrivo, quindi per forza, ma senza dubbio, Andrea, senza dubbio. Kvara al Napoli sta al Napoli di Spalletti come Lavezzi stava al Napoli di Dea, eppure un po' di Mazzarri. Sì, lo sai, ci pensavo l'altro giorno, più che per ruolo, più perché per paragoni tecnici, quello che ti dà come emozione Lavezzi, i dribbling, quella cosa esplosiva, la gioia del calcio.
Kvara è meno sorridente, Kvara è più cazzimoso, Lavezzi è funambolo, bello. Kvara segna, Kvara è superiore in questo momento al Pocio. Resto però affezionato al Pocio e spero di potermi affezionare a Kvara a tal punto, cioè che rimanga a lungo a Napoli. Ho le mie perplessità, perché un giocatore così rischia di entrare nel mirino dei top club in breve tempo, in brevissimo tempo. Sì, Jacopo, sì. Questo vuol dire che poi rientrerà nelle rotazioni? Non lo so. Avere un vice Di Lorenzo significa che lui qualcuno la salta? Non lo so. Non lo so se Spalletti ha intenzione di fargliene saltare qualcuno, cioè se il problema è Zanoli o se il problema è Di Lorenzo, cioè che gli piace talmente tanto e si fida talmente tanto di Di Lorenzo che anche avendo Singo non giocherebbe. Questo non te lo so dire. Non so se la società, nel momento in cui decide è lui il capitano, procuratore da tenere buono, perché già Mario Rui, mo lo dobbiamo alternare, teniamoci buoni il procuratore, non ti preoccupare, non lo pigliamo il terzino di riserva, gioca sempre lui. Quindi non lo so, non basta come domanda, bisognerebbe allargarla. Litigo sempre con un mio amico perché io dico che Kvara a volte potrebbe fare la cosa più semplice mentre lui dice che ho guaglione da sfugare. Allora è chiaro che ci sono dei momenti in cui ne ha saltati già 3 e può fare la cosa semplice già perché ha fatto 3 cose complicate e quindi fare la cosa semplice. Qualche volta lo sto cominciando a vedere, anche il passaggio semplice. Io sono d'accordo che quando tu c'hai un giocatore così gli devi lasciare un po' di libertà di farlo, perché sono quelle azioni che poi ti creano la superiorità numerica e sei più pericoloso, a meno che il giro palla è talmente veloce che li mandi al manicomio e li mandi fuori tempo con i movimenti vengo e vado, con le finte, con un movimento a portare via un attaccante, cioè il falso 9 che viene dentro e poi tu riempi lo spazio vuoto. Se sei bravo a fare così puoi fare anche le cose semplici con le triangolazioni. Se non ci sei, se l'avversario non viene meno e mantiene la linea e stanno tutti compatti dietro, serve uno che spacca. Quindi sono d'accordo di lasciarlo un po' più libero. Dobbiamo mettere Elmas sulle spalle di Ndombele per avere un sostituto di Aghissà. Esatto. Comunque, se ce la fa Cassano a pronunciare bene Kvaratskhelia, ce la possiamo fare tutti, direi. Direi proprio di sì. E per questioni tecniche e per ragioni tattiche l'ammarate 3 palloni, ragazzi, perché poi c'era il 2 palloni, 4 palloni, adesso c'era anche il 3 palloni e che bello. Buciadil, oggi mi sono perso il mio Napoli perché ero a seguire l'altra mia squadra nel basket contro un ospite d'eccezione, ma Fortitudo Bologna, coincidenza che mi sono perso. Buciadil, ti sei perso l'impossibile, ti sei perso una tavola pitagorica che era tutta vuota per 20 minuti. Poi non si è capito più nulla e ti consiglio vivamente, magari per sfizio, vediti prima la reaction, che non ci sono le immagini e vedi le mie emozioni, poi ti vedi gli highlights, ti rendi conto di alcune cose, perché penso che saranno highlights ricchissimi, e puoi fare il paragone e secondo me ti diverti. Ti diverti anche perché sai il risultato e non soffri con quella paura del pareggio finale della siringa. Kvara Show! Qua per esempio io non mi azzardo. I cannot pronounce your name, my friend. I don't want to pronounce your name because I don't want to make mistakes. Non voglio fare errori perché perché poi è scritto con i caratteri così, ma probabilmente il nome è georgiano, quella XI, quella X, casa, caxa, non penso che è caxa. Quindi I don't want to pronounce your name and welcome on the channel. Iscriviti al canale, subscribe. What are you waiting for? What are you waiting for? No, Elmas Mazzocchi, no. Me la segno per Guido. Mazzocchi oltretutto è terzino, in un'idea di Mazzocchi che magari può far rifiatare, perché poi può giocare da tutte e due le parti, quindi potrebbe far rifiatare Di Lorenzo, va benissimo, ma è un cambio non logico perché comunque ti serve. Non abbiamo il vice Kvara, ragazzi, non c'è in questo momento. È Elmas, ci puoi mettere Lozano così, ma in questo momento io non toglierei niente da mezzo perché va a finire che ti servono tutti. È chiaro, se Elmas dimostra di non star bene e di soffrire la situazione, è meglio separarsi. Su questo non c'è dubbio.
Aggiornamento sulla pronuncia del cognome del fenomeno nel video della madre, l'accento sulla I. Bravo, bravo, è una cosa che ho notato insieme agli amici. Ovviamente è la madre, dobbiamo crederci, però il ragazzo... Vicia Kvaratskhelia. Cioè, dobbiamo credere, mamma è sempre mamma. Ma vi ripeto, sono gli accenti. Alberto Brignola dovrebbe essere Brignola. E non lo sapevo. E Celentano, nessuno può dire mai Celentano, oppure Celentano. Valerio Celentano. Fluido, però in America dicono fluido. Pensate un po'. Sono onorato che mi chiamino, sinceramente. Non fa niente che sbagliano l'accento, però... Come molti dicono De Laurentiis, anche Kvaratskhelia Vicia Kvaratskhelia. potrebbe essere Kvaratskhelia. E infatti, in effetti, la moglie di Alberto Brignola è stata la prima a dirmi il nome così, ed era proprio Kvaratskhelia. Quindi è veramente una storia senza fine e divertiamoci, prendiamola a ridere. Penso che il ragazzo, finché continua a fare gol e assist a raffica, non si prende collera. Però io me la prendo con quelli che vengono pagati profumatamente. Voi non dovete essere pigri. Ma chiama Salvatore, cambiamo proprio, abbiamo tutte da mezzo. I grandi dribbling di Kvara sono frutti anche di quelli sbagliati, quindi lasciamolo fare. Francesco, c'era una volta un uomo di successo e un giornalista voleva intervistarlo per una rivista importante e qualsiasi cosa quest'uomo di successo metteva mano, insomma, diventava subito, faceva un sacco di soldi, azienda, poi la vendeva, ne faceva un'altra. Senti, voglio sapere qual è il segreto del tuo successo, come si fa ad essere così bravo in tutto quello che fai? 2 parole, dice lui: good decisions, ottime scelte, buone scelte. Vabbè, ma dimmi qualcosa in più. Non so, voglio fare l'articolo bello. Come si fa a fare buone decisioni? E lui dice una sola parola: esperienza, experience. Ho capito, dice l'intervistatore, il giornalista, dice ok, esperienza, ma poi come si fa a fare l'esperienza? Fammi fare bene l'articolo. Come si fa a fare l'esperienza? 2 parole: bad decisions. Non vi iscrivete al canale, avete capito? E si trova con questo messaggio, cioè come si arriva a fare buone decisioni? Con l'esperienza. Come si fa l'esperienza? Con le cattive decisioni, cioè con gli errori che fai durante il tuo percorso, accumuli esperienza e migliori. Non vi iscrivete, non lasciate like, 300. Vabbè, 300 sono buoni, però possiamo arrivare a 500. Possiamo arrivare. Ho seguito la partita alla radio mentre guidavo in autostrada, non ricordo una sofferenza così a metà anni 80. Raff, te la confermo, anche in video è stata un po' sofferente. Ma anche la sofferenza, più che dagli attacchi del Bologna, che ci sono stati non paurosi perché abbiamo visto XG bassi, ma il non fare gol e il Napoli che si mangia i gol è quello che ti dà la preoccupazione. Dice, se sta abbassando la percentuale realizzativa. Losco, quest'anno sappiamo soffrire e vincere, fosse che fosse la volta buona. E mi ricorda Nino Manfredi, anche Carastella andrebbe, ma sì, chiamiamolo come volete. È il momento del sostegno, quello incondizionato a prescindere. Forza Napoli sempre e forza Meret. Non son degno di fruire di questo contenuto gratuitamente. No, non ti preoccupare, amico mio, siamo tutti amici e tutti a disposizione. Holden Caulfield, alto livello e manco lasciano i like. Adani nel corpo di pigliatelo, fate il video. Vabbè, io mi metto le cuffiette. Pigliate l'inserto del video, condividetelo con i vostri amici e fatemi diventare virale. Nel frattempo io saluto il nostro Guido Gentile. Buonasera amiche belline, buonasera amici bellini, buonasera Valerio. Buonasera. Se tu consenti vorrei fare un saluto. Sì. Premesso che questo che è diventato una sorta di trademark, no?
dei saluti a categorie lavorative di ogni latitudine, chiamiamo così, non è mai fatta in maniera ironica o ridente, tutt'altro. Ci sono troppe ragioni per raccontarlo, penso che potrebbero essere anche noiose, però la precisazione è d'obbligo, soprattutto perché mi insegnano molti amici che il popolo del web è molto variegato, quindi a volte si giudica con superficialità, però tra l'altro, poi chiudo una parentesi, la mia nonna veneziana, no, quella napoletana, fin da piccolo ci ha insegnato ai 2 nipoti che tutti i lavori sono rispettabili allo stesso modo se onesti. Detto, non dovete essere servili a cose con il manager e sprezzanti o maleducati con lo spazzino. Quindi quando saluto, poi a volte ci sono delle intuizioni, a volte ragioni che non sapete. Però. Premesso questo, vorrei salutare tutte le persone, non tifosi, quindi a prescindere da questa banalità del tifo, che soffrono in tutto il mondo di qualunque tipo di sofferenza psicologica, fisica, disabilità, qualunque forma di disabilità sopravvenuta dalla nascita per incidente, perché chiaramente l'episodio che abbiamo visto non è la prima volta nel nostro amato stadio. Personalmente mi ha toccato molto, mi ha fatto soffrire tantissimo, perché è un argomento che in famiglia sentiamo particolarmente. Nel nostro piccolo c'è chi fa in Italia e nel mondo veramente cose meravigliose e ammirevoli. Io sono nemmeno una pulcera, no? Però è un mio saluto particolare, perché è giusto che io una volta feci un progetto con un amico e chiudo questi saluti, che si chiamava La città che vogliamo. Poi quando tu non devi chiedere soldi alla politica, è tutto onesto, trasparente, non è andato in porto, perché il presupposto era una città a misura di bambino, a misura di anziano, di disabile, e sicuramente una città a misura di Valerio Di Guido. Una città a misura di Valerio Di Guido non necessariamente una città a misura di bambino, anziano e disabile. Quindi questi oggi i miei saluti vanno a tutte le persone che soffrono nel mondo. Bene, hai fatto bene a ricordarcelo. Partita brutta quasi come la maglietta del Napoli, ma non bruttissima come la maglietta della Juve. Ho capito che bisogna fare tante magliette, ma facciamole belle, e lo dico non da anti-Juve, la maglietta della Juve è veramente brutta. Perché è brutta? Se nel primo tempo il Napoli fosse stato 2-0 ci saremmo collegati molto scontenti del risultato, ma noi non siamo risultatisti. Però che non essere risultatisti, ma le energie che sprechi le paghi. È un primo tempo, almeno 35 minuti così, 33-35 minuti così spettacolare, scintillante, non puoi andare sotto di 1-0. Ma appena il Napoli gioca sotto ritmo, e l'avevo detto, tra l'altro l'ha detto, poi lo recuperammo il mister, tra l'altro ha preso il gol che per 3 azioni il Napoli non ha concretizzato, per imprecisione di quel passaggio dal fondo campo indietro, sempre troppo lungo. Quindi non è che il Napoli non dice un pazzo, ha bevuto, no, il Napoli ha giocato benissimo per andare sotto di un gol e i conti non tornano. Poi ha avuto anche fortuna, diciamo, perché un po' una carambola, bravo con Jesus, partita pulitissima, tra l'altro. Secondo tempo molto disordine, è una di quelle poche partite dove il Napoli ha perso il possesso palla e dove era molto sbilanciato per noi nel primo tempo. Nel secondo tempo chiaramente abbiamo preso un gol su un episodio che non è, diciamo, dovuto a un'azione spettacolare, a un'azione sbagliata, a scalare un errore di un singolo che non andiamo nemmeno a sottolineare. Però poi vedremo quanto nel calcio la memoria di tutte le squadre, in genere dei tifosi, fomentata anche da un certo tipo di stampo, è cattiva consigliera. Perché immagino si dirà, l'anno scorso queste partite il Napoli non... L'anno scorso il Napoli a questo punto aveva 2 punti in più e si diceva, proprio perché aveva fatto quel filotto enorme di 8 vittorie, anzi poi fece un pareggio e altre 2 vittorie, si diceva proprio per quelle partite che abbiamo vinto Sport non le avevamo vinte, quindi pensate quanto è contraddittorio. Ma poi vedremo con i numeri che
molte cose sono simili sia come numeri come prestazioni, e qualcosa è cambiato, perché Kvaratskhelia, pronunciamolo nel modo quasi più corretto possibile, perché però almeno non con questa fantasia che cambia, è un giocatore che va fino in fondo rispetto a Insigne, e quindi lo so, è cambiato solo un giocatore, ma e Kim è un giocatore di una pulizia estrema che non va a funghi in mezzo al campo. Oggi ha fatto solo un'uscita, però poi è tornato subito indietro. Il Napoli l'anno scorso era di gran lunga la squadra che faceva meno falli, prendeva ammonizioni, quest'anno è di gran lunga peggiorata rispetto all'anno scorso, nel senso è migliorata in questa classifica. Che non li fa. Peggiorata nel senso che fa ancora meno falli, ancora meno ammonizioni. E queste sono le nostre sbavature, questa percentuale, maledetta percentuale di realizzazione offensiva, che nonostante Kvaratskhelia è migliorabile, sta molto peggiorando quella difensiva, è tremendamente pericolosa, quasi ha pareggiato quella offensiva. Stiamo prendendo gol, Guido? Ma non è quello, è la percentuale, non è i gol. Quest'anno siamo arrivati a 32% di percentuale in difesa e 37,31%. L'anno scorso abbiamo chiuso il campionato con 36,8 e 23. A questo punto della stagione, però, quella difensiva, poi mi faccio tutti gli schemetti, era 12. Quindi subivamo molte meno occasioni da gol. Molto di meno. Questo poi è la cosa che sta cambiando nel mondo, perché il calcio alla rovescia, è Sarri che sta facendo una buona fase difensiva finalmente per lui, e noi stiamo subendo un po' di più. Abbiamo capito, perché oggi siamo alla 10ª giornata, più 4 di Champions, sono 14, è una bella fetta della stagione, perché Conte ci ha spedito con un fiocchetto il giocatore ex Tottenham, perché ha detto 33 minuti. Nel secondo tempo, se non facciamo, perché immagino che qualcuno già avrà detto Guido, Elmas, eccetera, cerchiamo di non guardare il calcio col paraocchi, qua non è che ci sono i pupilli e i giocatori che ci stanno sulle scale, vedete la postura, vedete come aveva proprio fatica a rientrare, era nella posizione del tennis del nulla, no? Quando tu ti fai prendere, così si chiama, nella zona di nessuno, e ti prendi i passanti, non sei né troppo sotto rete per chiudere in volée né da fondo campo, quindi era in ritardo sia in zona difensiva che in è stato sostituito forse anche con qualche minuto di ritardo, ma abbiamo sofferto tanto, perché poi Lobo non può fare è un robot di Lorenzo, qualunquismo, ragazzi, mettiamo l'italiano al centro del progetto, non che è un bidone, però si diceva palo della luce per molto meno al povero Bakayoko, e non regge 90 minuti, ma non regge 90 minuti, non regge 60, no, non ne regge 45 ai ritmi, perché il Napoli il primo tempo, soprattutto dall'altra fascia, perché poi ci sono due giocatori, e non li voglio nominare, che tecnicamente sono veramente parecchie spanne sotto il resto e qua non è chiedere scusa, c'è una fascia, ed è evidente che mi riferisco a Maria Lui o Kvara, ma anche la triangolazione nell'uscita dal basso con Lombok, che ha veramente disegnato calcio. Il Napoli giocava un tocco e mezzo, e altri giocatori rallentano costantemente l'azione, e quando la palla con i piedi non è che illuminano e ricamano calcio, però chiaramente stiamo parlando di una piccola società che non è che può avere tutti super fuori classe, quindi teniamoci stretti tutti i nostri beniamini. C'è da parlare. Io avevo detto 20 giorni, anch'issa, sentendo dei medici, esperti, hanno detto dalle 3 alle 4 settimane. 3 andiamo proprio prudente, 3 per 7, 21. Io non lo rischierei. Già anticipo una possibile tomata con la Roma, perché per quanto chiaramente speriamo che la condizione di alcuni giocatori migliori. Mi voglio mantenere breve. L'ultima cosa, Valerio, non mi attacco, per me lo scudetto vince il Milan, però proviamo a gioire, intanto giochiamo partita dopo partita, anche azione dopo azione. Cioè l'arbitraggio di oggi è quasi brutto come con la terza o quarta maglia della Juve, dobbiamo dirlo. Ti ringrazio, ma proprio brutto. Nel primo tempo ci sono 2 ammonizioni dal regolamento clamorosi, ci sono 2 rigori e 3 quarti clamorosi, perché il gol, ecco, io questo vorrei chiedere all'arbitro che ha arbitrato, il gol del Napoli su Lozano è valido o meno? Perché c'è il rigore netto su Osimhen, lo portano giù, gli prendono proprio il braccio, è netto, non è che si sbracciano tutti e 2, rigore,
Quindi o dai continuità, è una domanda tecnica, hai dato continuità perché hai possesso palla, cioè mi devi spiegare tecnicamente che cosa hai visto. Non è polemica, Valerio, cioè io voglio capire, e non è la cretinata, adesso gli arbitri faranno vedere su YouTube, vi spiegano il regolamento, lo conosciamo, lo studiamo, e ci sono alcuni di noi come giornalisti o YouTube, vi posso assicurare che passano le nottate a fare cose sempre più raffinate. Io voglio sapere nella partita che cosa hai visto e valutato, come si fa nell'NFL. Quindi se tu dici quello per me non è rigore, quindi non è rigore, l'azione non si interrompe, continua il gol di Lozano, oppure era rigore, ma io ho dato il vantaggio, per quanto lì andiamo a sfumature, però quello è rigore, Valerio. Su Juan Jesus è rigore. Juan Jesus non arriva a prendere la palla di testa per tanto, e rischia pure di sbattere contro il palo. Ma tu gli hai tirato 2 volte la maglietta, qui basta poco per non far arrivare, non è che ha mancato la palla di 2 metri, dici non ci sarebbe arrivato, di pochissimo, e quello è gol sul secondo palo. Su Osimhen è più sì che no, è rigorino, ok, ce n'è un altro, c'è una munizione al primo tempo clamorosa, c'è una munizione vergognosa su Lozano, fermato, rifermato. Oggi Lozano è tornato quello incontenibile, che non lo fermavano mai. Tra l'altro un giocatore che poi fa un fallo sull'altra fascia, di nuovo ammonito. Voglio vedere se tu eri stato ammonito, se blocchi di nuovo tatticamente. Esattamente, questa è proprio la domanda che ti fa Valentina, che individua quel fallo lì su Lozano, che è uno dei più clamorosi che abbia mai visto negli ultimi anni. Cioè, te lo abbracci, te lo porti a terra, devi essere ammonito. È fallo tattico. E lui se n'è andato in velocità. Lo abbraccia non solo platealmente, ripetutamente affossandolo. Non ha dato un vantaggio clamoroso, meno male che nessuno di noi protesta come Zelinski, però è un'azione importante in superiorità numerica, in velocità, a fine partita dove sono tutti un po' stanchi, anche andare a recuperare quella sulla fascia vicino alle panchine a fine partita, cioè ci sono tantissime cose, però ci sono 3-4 valutazioni dal regolamento dove non devi far nulla, non c'è niente di scandaloso, ci sta, non è gravissimo il fallo su Lozano, ci sta. E c'è secondo me un fallo grave perché si danno troppi falli che non sono proprio manate, dove Osimhen ha preso una brutta manata volontaria in faccia, dove si diceva è la spalla, dove non è stato fischiato manco fallo. Quella a centrocampo, quella lui se ne stava andando, come no? Perché noi non facciamo i dossier, brutto l'arbitraggio, cioè nel senso proprio scollegato dalla partita. Dici vabbè, non è inciso, avete vinto lo stesso, non funziona così, cioè ti fa capire poi perché a fine campionato servono le 7 cose. Sì. Vedi Antonio, mentre guardavo la partita in riferimento a questi episodi ti ho pensato, e anche pensando adesso cominciamo a dare fastidio davvero. No, ma ci sono state già un paio di abbiamo vinto la partita scorsa dove c'era un rigore clamoroso, vabbè, tanto hai vinto con la Cremonese, tanto sull'1-1 su Anghissà affondato tremendamente, qualche partita e non si è stato dato. Io non dirò mai bisogna vigilare, che non serve a niente. No. San Michael, esattamente, il fallo di Lobotka l'ho segnalato anche io in live, ne abbiamo parlato, tu forse sei entrato dopo, anche lì ci poteva stare tranquillamente il giallo, però quello arriva alla fine di una partita dove ne hai saltati 6 o 7 e poi è quasi a giustificare, ma questo è il metro di giudizio, è uno solo a fine partita, è diverso. Quindi poi a te per domande e considerazioni. Sì, avevo preso già un po' di domande perché gli amici bellini sanno che io me le posso salvare, le posso recuperare quando ci raggiungi. Ovviamente ci si chiede su Meret, perché fa parte della cronaca di oggi, perché Meret chiude e apre i pugni sul secondo gol. Domanda anche per Guido. Io tecnicamente non ti so rispondere, è come se non avesse proprio calcolato il rimbalzo. Premesso che manteniamo la calma, diamogli una stagione e mezzo. Chiaro, io vi ho detto un rinnovo di 1 anno significa che la società non ci sta credendo, però non è un rinnovo, è non perderlo a 0, ok? Uh-huh. Ed è probabilmente un atto da gentleman agreement tra la gente e la società, perché ha detto lo poteva anche impuntarsi, no, a questo punto andiamo via a 0. Quindi premesse queste 2 cose,
Guarda, io l'impressione è come se fosse stato distratto, perché quello non è intervento né per spazzar via la palla, né per pararla. Sembrava il Tyrannosaurus Rex rimasto con le braccia, così tu non hai neanche potenza. È proprio un errore, che tra l'altro non l'ha mai fatto, perché a volte proprio basta. Esatto, quelle sono le parate sue di solito, che lui si stende bene a terra. Esattamente. Come se non si aspettasse il tiro, era proprio, io non vorrei dire una sciocchezza, perché quando tu sei un attimo, un secondo di distrazione, stiamo parlando del massimo campionato in Italia, la Serie A, e quando io dico un attimo, un secondo, e poi tu vai a terra non convinto, mi sembra talmente più grave di quello che prendesse con Lukaku sempre al San Paolo, sempre in quella maledetta, diciamo, porta, proprio come se fosse una disattenzione, perché un errore tecnico talmente macroscopico che un ragazzo comunque bravo tra i pali come Meret, mi aspetto di più, infatti l'ha fatto a farfalla sul calcio d'angolo. Meret non è ancora fortissimo nelle uscite alte. Quando quest'anno ha fatto delle uscite alte che io ho detto mi stanno piacendo, perché è un punto dove doveva migliorare, ma che perché probabilmente ha accusato il colpo che tu, dopo che i tuoi compagni sono stati così bravi di nuovo a capovolgere il risultato, per l'ennesima volta il Napoli va in svantaggio e poi vince una partita, è un buon segnale. Tante volte quest'anno già sta capitando, fa male, lo accusi. Spero che sia veramente che tu per un attimo, nonostante uno è concentrato, hai perso quel secondo, come quando hai quei microsogni, no? Sì. E poi vai a terra proprio neanche moscio, proprio, oltre che moscio, tecnicamente non puoi far nulla, perché se hai le braccia così o la palla ti sbatte sulla faccia e torna indietro o non la pari. Parata la taglia la tela. Sì. Non ritorniamo sull'argomento, Aniel, ma io lo sapevo tanto, perché ho visto come è uscito Thiago Motta dal campo protestando, dice arbitraggio pessimo, veramente. Stendiamo un velo pietoso, noi lo stendiamo il velo pietoso, però il Napoli non dovrebbe, perché poi ritorniamo al rigore su Osimhen contro il Milan dell'anno scorso e facciamo finta di niente. Quindi cambiava la stagione l'anno scorso. Hai capito? Quindi almeno tra di noi abbiamo lo sfizio e l'onestà di dire tutto quello che ci sta, il fallo di Lobot e le altre cose. Domanda di Angela, per te e per Guido, questa io la giro direttamente a te. Se Victor prendesse qualche chilo, sarebbe lo stesso così veloce? Ma secondo me lui, non rispetto ad altri giocatori come Gaetano, Zerbin, Zanoli, non ha bisogno di prendere. Ecco, questa è l'altra domanda, gli serve? No, invece a chi serve è Meret ha bisogno di prendere 4 kg. Non diventare Peruzzi, bravo, mi hai letto nel pensiero, non Peruzzi, ma anche perché è molto alto. Secondo me no, ha una bella struttura, spalle molto larghe, fascia addominali tremenda. Non a caso quando lui ti prende il tempo di testa ti dà 20 centimetri di differenza di stacco. Non credo che lo vedremo ingrassare muscolarmente, naturalmente. Poi posso sbagliarmi, vuole fare un altro tipo di gioco. Allora, oggi nel primo tempo bene i cambi di gioco per farli allargare e trovare spazi centralmente. Bene Ndombele, ma è vero che mancano le corse dietro che fa Zambò. Tu come l'hai vista? Anche per ma io ho visto, credo, ma sia poi prendono mezza frase, ho detto, ma questo è veramente 30 minuti di un bel calcio, aerioso, cioè proprio azioni anche difficili, perché comunque noi siamo andati a pressarli altissimi, parlando un po' di tecnica, dal primo minuto si è visto che Napoli sapeva che era una partita difficile dove non ti avrebbero regalato un centimetro. Loro non ci volevano stare così bassi, hanno accettato la sfida, allora hanno accorciato ed erano cortissimi, cioè voi andate a vedere i primi 2 attaccanti quanto erano vicini alla linea dei centrocampisti, perché tutte le squadre sanno che non ti devono dare profondità. A quel punto diventa inutile Politano, ed è molto più utile, chiaramente un allenatore li vede in campo, è giusta questa alternanza, Lozano aveva giocato, però Lozano, soprattutto questo Lozano di queste ultime settimane, ti punta e ti salta, e Di Lorenzo, Politano rientra, e nonostante questa difficoltà
di loro che non ti davano profondità, spazio, eccetera, tu sei riuscito almeno 4 volte ad andare pericolosamente sul fondo e sbagliare con l'ultimo passaggio. Una volta invece poi Politano ha chiuso quel tiro che è un rigore in movimento tirandola alta. E mentre loro la prima azione, loro hanno fatto, è vero alla fine perché nel secondo tempo siamo scesi parecchio, 16 tiri, ma solo 3 in porta e 2 gol. Noi abbiamo fatti 30 e 11 in porta, 3 gol, 2 pali, 7 pali come l'anno scorso. Quindi poi infatti sono quanti pallini si trova che noi oggi, come vi ho detto, se fossimo stati 2-0 nel primo tempo avremmo recriminato, potevamo fare, però diciamo siamo stati solo 1-1, quindi c'è un gol di sbaglio di differenza. Questa è una partita da 4-1 nettamente, perché poi tu hai concesso qualcosa. Quindi bisogna migliorare, e non è stato secondo me l'assenza di oggi Rachmani, perché Juan Jesus ha giocato una gran partita. Kim ha anticipato con questo ragazzo, ci sta piacendo molto. Il vero interrogativo, Valerio, i 2 grandi interrogativi a questo punto della stagione sono: chi cederà De Laurentiis a gennaio? Perché io vi ricordo il secondo anno del maestro Sarri, campione d'inverno, quindi il suo terzo anno in panchina, siccome viene sempre citato il primo anno del maestro Sarri, Grassi e Reggini, non si cita mai il terzo anno, quello dei 48 punti di girone andata, ma 47 la Juve. Quell'anno Napoli con Gulam infortunato e Milik infortunato ha ceduto Maksimovic e Giaccherini in Siberia. Mi ricordo il fatto di Maksimovic, e l'altro a Verona. Perché? Quindi, e non comprò nessuno. Non esiste solo Grassi e Reggini. Noi facevamo addirittura peggio nel secondo anno come campioni d'inverno. Seconda domanda. Questa è una domanda neanche retorica. Quante stagioni farà Kvaratskhelia con noi? Non più di 2. È una domanda legittima. È una domanda legittima che si stanno chiedendo tutti, perché 2 sarà un lusso, Valerio. È devastante. 2 è un lusso. Io penso, se non ha la clausola, cioè, penso che sarà difficile già quest'estate. Sono tristemente d'accordo con te. Filippo per esempio ci chiede: è una mia impressione o Kvara non tira più, prova sempre a fare assist o mettere i compagni in una posizione migliore? Un tiro l'ha esploso oggi, però mi sembra che sta facendo le scelte più congeniali all'azione. Poi va in dribbling, ci prova magari una volta in più, però ti crea la superiorità numerica praticamente sempre. Io penso che Kvaratskhelia sarebbe un pessimo giocatore di poker, nel senso che ti toglierebbe pure pessimo per gli avversari, ottimo per lui anche le mutande, perché sembra un po' Zema, no? Non fa traspirare nessuna emozione, cioè altri giocatori si esaltano per delle azioni molto meno spettacolari e incisive delle sue e sbattono i pugni a testa. Cioè, lui l'unica emozione quando fece quel gol, no, quell'azione, ha sbattuto il pugno a testa. E infatti siamo rimasti un po' stupiti, no? Un po' come più glaciale di Zelischi, no? Qualcuno sembra, dice, un po' musone. Bisogna capire se ha un po' sofferto le certe dichiarazioni. Poi non sappiamo gli allenamenti di Spalletti. Oggi un tiro gli hanno annullato, ci poteva essere forse un paio di occasioni dove poteva essere più egoista, tra virgolette, però quello che a me a volte non mi piaceva di Insigne, che invece non sottolineava nessuno e tutti andava alla retorica, erano delle scelte sbagliate. Oggi Lobotka secondo me ha fatto un solo passaggio sbagliato. Nel calcolo delle statistiche ha fatto un paio di passaggi sbagliati. Per me è più, io considero sbagliati i passaggi che sono logicamente un errore di gioco. Non che, chiaramente, se io passo all'avversario, quello va in porta, fa gol, è sbagliato. Se io passo a 20 metri da Valerio, va in fallo laterale, è sbagliato. Sono cose abbastanza banali. Però, diciamo, quello di tocco, di qualche cosa, è migliorabile. È molto pericoloso quando un giocatore fa sempre le scelte sbagliate. La cosa impressionante di Lobotka non è solo
la velocità di pensiero, il controllo di palla, la serenità, che già sono cose eccezionali, e che lui anche sotto pressione, come se avesse veramente un radar, fa la scelta giusta. Lui solo nel secondo tempo, a un certo punto, che aveva Lozano in alto a destra, diciamo, della nostra visuale, ha preferito giocare in basso, no? Sempre verso la curva B. Quella secondo me non è da lui, è una scelta sbagliata, l'azione non si è concretizzata. Però parliamo di un giocatore che adesso è mostruoso. Kvaratskhelia oggi ha fatto un paio di scelte neanche sbagliate, che potevano essere migliorabili, però per il resto è stato fin troppo giocatore di basket, cioè andiamo a fare la scelta che ha il coefficiente di difficoltà inferiore e quindi di possibile realizzazione maggiore per la squadra. Semmai sono mancate, quindi oggi lo possiamo accusare di troppa generosità, accusiamolo di troppa generosità, però veramente ci sono due giocatori in questo momento in Italia che non meritano il campionato italiano e che difficilmente a queste condizioni di un campionato. Ieri ho avuto serie difficoltà a vedere Torino Juventus, serie difficoltà. Alex in arancia meccanica con tutto che era legato sulla poltrona, aveva meno difficoltà di me col Torino, e sono Leao che qualche anno di più di Kvaratskhelia c'ha 20 anni, 21. Sì. E c'ha forza nelle gambe, perché quello che mancava un po', cioè lui anche se perde un contrasto e ne perde qualcuno, rimane lì, ci riprova, e quindi non è solo fortuna, è tenacia e forza nelle gambe, e arriva tante volte fino agli ultimi centimetri del fallo di fondo, e non è da poco. Non è anche perché quella è la zona dove tu diventi veramente pericoloso in un'azione alta. Quindi il mio interrogativo, intanto sono contentissimo che Giuntoli l'ho preso e lo dissi in tempi nostri, mi fido di Giuntoli, ci stupirà, però non farà 3 anni nel Napoli, cioè. Io non metto il nome perché assumo in inglese, vabbè, faccio conto che tutti quanti sapete che è Guido Gentili, no Claudio. Però va bene così, lo chiamo. C'ha le 3G, Claudio. Lo chiamano Carastella, quindi anche tu puoi essere chiamato Claudio. Calo fisico, pauroso, si perdevano sempre gli avversari, sì, Sì, è un'osservazione che qua non è che condanniamo nessuno. C'è stato un calo, ha fatto bene anche prima, doveva entrare Elmas, che secondo me è entrato molto bene, molto voglioso, appressato, ha fatto un errore su un'azione, ma ci sta che puoi fare un errore sulla tre quarti. Preferisco che un giocatore tenti l'imbucata. C'è stato proprio un calo fisico perché incomincia a mandarti un po' di schemini. Sì, tutto quello che vuoi, ma quante volte è partito titolare Simeone in campionato? Mai. Ma quanti minuti farà Simeone adesso che è tornato Simeone? Pochi. Ma quante volte è partito titolare Juan Jesus prima dell'infortunio in Coppa? Mai. Hanno giocato solo loro due, Kim e Rachmani. In campionato hanno fatto 8 su 9 prima di questa partita i nostri che giocò Ostigard con Lecce. Il centrocampo è quello, ragazzi, Zelinski e Lobot Anguissà. Ci sono diciamo 13 giocatori, perché le due vere, diciamo, staffette sono Mario Rui e Lozano, ovvero Mario Rui, ovviamente Olivera, non Oliveria, e Lozano Politano, e questa, diciamo, è l'intelaiatura base della squadra. Punto. Sì. Il resto, che non significa Gattuso out, però prendiamoci in giro, se no, perché poi diventa anche difficile per un giocatore trovare la forma. Non è quello, scusa, finisco. Quello che ha fatto Simeone, secondo me, l'ho sottolineato, eccezionale. Giocare così pochi minuti e fare comunque gol, e fare gol pesanti, non è la normalità, non è la base, è qualcosa che va al di là, perché tu hai tutto il diritto e il tempo di dover trovare la condizione, e poi a volte gli ultimi minuti in determinate partite possono essere anche comodi, in altre partite dove hai bisogno di sbloccarsi, chiudono tutti e i tuoi compagni sono stanchi, e tu poi alla fine il calcio non è tennis e giochi il singolo,
finisci nel vortice della stanchezza e ok, fai 10 minuti, fai 15 minuti, ma fai 15 minuti dove hai toccato un solo pallone non per colpa tua, perché ti sei dovuto difendere. Quindi quei 15, 20, ha giocato 70 minuti, ma sono 70 minuti dove tu non trovi la condizione. Esatto. Mi aiuti a ricostruire il gol preso nel primo tempo? Nel primo gol del Bologna Kim è finito sul centro-sinistra, Di Lorenzo centrodestra e Juan Jesus sulla destra. Insomma, un pasticcio di tutti, comunicazione. C'erano Kim e Di Lorenzo qui, qui. Questo è sicuro, sì. Però il punto, a prescindere dal momento finale del gol, dobbiamo riconoscere che noi quei 5, 6, 7 minuti prima abbiamo non solo lasciato totalmente il pallino del gioco al Bologna, ma siamo totalmente scesi come ritmo. Infatti per questo io in reaction dico se lo sono meritati, perché sì, è stato breve, però erano incalzanti. Ed è una cosa che io vi dissi dal primo momento nelle nostre, diciamo, dirette. Prego Valerio. No, questo penso sia un amico georgiano. Welcome. Che è molto importante dare intensità alle azioni piuttosto che fare 3 azioni in 45 minuti, perché nessuna difesa riuscirebbe a reggere veramente o difesa, che tu ti fai veramente 40 minuti martellanti, no? Il Bologna, che poi non aveva manco tirato in porta, però per quei minuti noi abbiamo avuto difficoltà a recuperare la palla, abbiamo accettato quel ritmo lì, siamo stati molto più bassi, loro hanno trovato campo, coraggio e hanno trovato un gol. Però è quello che è avvenuto prima, cioè quel calcio così spettacolare ti deve portare 2 gol, soprattutto perché hai giocato mercoledì, non puoi profondere tutte quelle energie e comunque essere bello e essere così scarsamente incisivo, perché in Serie A, anche se è una Serie A di una modestia imbarazzante, ma imbarazzante, dove attenzione abbiamo un Atalanta a 6 punti più dell'anno scorso, e tranne l'anno scorso quando l'Atalanta doveva riniziare un ciclo, l'Atalanta nei campionati precedenti, ben scorso l'abbiamo eliminato, c'è il campionato 2018, 19, eccetera eccetera eccetera, nel girone di ritorno fa sempre più punti, nel 18-19 ne fece 41, nel 19-20 ne fece 43, nel 20-21 42, l'anno scorso c'è una crollata. Quindi se l'Atalanta fa molti punti nel girone di andata, non è una scienza esatta che ne farà altrettanti e tantissimi gironi di ritorno, però le squadre di Gasperini, come si dice sempre, Spalletti parte bene con queste banalità e poi casomai non le vai a dimostrare con i numeri, negli ultimi 4 campionati, a parte l'anno scorso, lo ripeto, che è stato il peggiore anno di Gasperini nel girone di ritorno negli ultimi ha sempre fatto più di 40 punti. Quindi occhio, che io ho detto per ora il nostro vero avversario è l'Atalanta. D'altro il mister è molto nervoso, oggi in conferenza stampa era molto nervoso, si è lasciato anche trasportare con una parolaccia. Sì. Sarà interessante analizzarlo. Oggi l'ho ascoltato, che non ripetiamo perché comunque è inutile. Era molto nervoso, è stato anche polemico, ha detto i giornalisti bravi notano queste cose, che chiaramente era ironico, era contrario, sarcastico. C'è molto nervosismo, noi non sappiamo se lui ha voglia di rimanere un altro anno, sono tanti L'ha stoppata subito Guido, ha detto no, anno per anno, non voglio sapere niente, se ne parla anno per anno. Se vuoi cortesemente, sei tu il maestro di cerimonia, puoi partire dall'ultimo schemetto che ti ho mandato. Assolutamente, cioè proprio sì. L'ultimo in tempo cronologico? Sì, nel frattempo. Però Claudio non mi avevano mai chiamato. Claudio va bene, dai. Salutiamo Cavani che ha segnato in Spagna, anche se su rigore. Non so se Valerio si è bloccato.
Non so se Valerio si è bloccato oppure io, e quindi è una situazione particolarmente bizzarra, di estremo disagio. Forse è Valerio che si è bloccato. Intanto non so se mi sentite, è bello vedere lo stadio di nuovo pieno, però ritornando all'inizio, quel video è una ferita, quindi è una logistica, non mi piace chiamarlo problematica è come se ci mettessimo su un piano superiore, è una logistica che andava pensata e organizzata alla fonte già prima in tema di ristrutturazione del San Paolo Maradona in occasione delle Universiadi. È tornato Valerio. C'è stato un momento di panico tecnologico, diamo fastidio e ci boicottano, non lo so. Ok, allora se ne vanno sempre meglio, un commento memorabellino. Vediamo se riusciamo a recuperare, perché io poi apro troppe cose e quando apro troppe cose anche i ricchi piangono e soffrono tutti i computer. Vediamo i boicottaggi. Però devo dire, StreamYard che resiste, che lascia i messaggi bene. D'altra parte io pago. Guido, leggi e commentami questo mentre scarico il tuo file. Che cosa posso commentare? Io sono un uomo l'ho sempre detto, liberale, quindi se è un Valentina o un Valentino? Valentina. Allora una gentile signora. Lei ha tutto il diritto a prendersi col. Leggera, la cosa importante, leggera col. Oggi comunque Bologna ha fatto una bella prestazione, non parliamo solo di noi. Mi è sembrato in crescita rispetto alla Juve. Anche perché giocare minimamente bene con la Juve c'è riuscito il Torino, che è l'anticalcio, potete immaginare, insomma. Allora, questo è il confronto Spalletti, quindi abbiamo tolto Gattuso out. C'è quasi una perfetta simmetria. I due dati che risultano di più, diciamo, agli occhi sono un netto aumento dei tiri tentati, 201. È inutile dire che il Napoli è la squadra prima in classifica in Serie A. Tutto sommato 67-60 nello specchio, certo in percentuale sono pochi, perché da 154 a 201, però diciamo, quindi quando dirà stiamo tirando molto di più in porta, stiamo tirando di più a livello assoluto, ma in percentuale rispetto di dentro no. È scesa molto la differenza reti, perché avevamo segnato a questo punto di più, cioè di meno con più rigori, ma ha subito molti meno gol. La cosa impressionante è che il Napoli ha fatto 85 falli rispetto a 113 e 12 ammonizioni. Pensate, gli stessi numeri di falli subiti, che è una casualità, è lo stesso numero di ammonizioni, però vi fa capire, questo dato ci tenevo a farvelo vedere, che gli arbitraggi sono molto simili. D'altronde, no, quella statistica che il VAR è intervenuto a correggere più errori nel Napoli ti fa però c'è una cosa che devo notare in questo schema. Quindi, scusa, Kvara, tutto quello che vuoi, eccetera, eccetera, vabbè, poteva essere anche 139, 141, però non c'è un aumento esponenziale, c'è una diminuzione notevole dei falli commessi e anche della munizione, quindi è ancora più pulito il gioco del Napoli, questo è meritorio, ci sono più corner, ti lascio a te la parola, però ci sono delle simmetrie incredibili, come tutto sommato la velocità media, i pali presi, perché si sta dicendo adesso siamo diventati più precisi, 7 pali come l'anno scorso. Sì, quello che noto già la differenza dei rigori, che erano 7 l'anno scorso e 2 quest'anno, e invece abbiamo subito 2 rigori e 0 l'anno scorso, volendo essere questa me la prendo io. No, è bravo, me la prendo io come responsabilità questa qua e la dico tranquillamente. Forse l'anno scorso, venendo dal quinto posto, vabbè, glielo possiamo dare, fa niente, tanto si squagliano più tardi.
Quest'anno, sai, fermiamoli subito perché il campionato non c'ha padroni e l'ho detta io, me la sono presa io la responsabilità, non c'è bisogno. Però, Molto, diciamo, molto interessante. Per me era utile farvi vedere delle simmetrie. Sì. Chiaramente poi è cambiato un po' il gioco del Napoli, no? E uno degli aspetti è che, per esempio, il Napoli fa molti meno passaggi, no? 5.025 passaggi compiuti, non tentati, a 4.572. Il possesso palla però è uguale, 59 a 58,5. Detto... Quindi facciamo meno il passaggio all'indietro, diciamo, che ti mantiene lì e sei più rivolto in avanti. Poi quindi ne salti un paio, questo voglio dire. In una puntata speciale faremo l'analisi di questi numeri, cioè questi sono i numeri grezzi, poi andremo a vedere di questo possesso quanto appartiene alla parte offensiva, alla parte difensiva, quante azioni da destra, quante azioni da sinistra, se equilibrato. Nello specifico. Verrebbe troppo lungo. Allora, Mario va già verso i Rangers, però dobbiamo pensare, penso, prima alla Roma, Guido. Sì, prima la Roma. Quindi Demmelo Botka Zelinski come idea, a prescindere dall'avversario, il far ritornare un pochino Demme nelle rotazioni, come la vedi? Poi ovviamente molti già ci chiedono della Roma, che difficoltà ha la partita con la Roma, e l'anno scorso la Roma fermò il filone di vittoria, lo farà anche quest'anno? La difficoltà è 10 inferiore alle 11 e 12 di non per sminuire gli amici romani, la qualità anche se discontinua del gioco di Mu, ma ci sono degli aspetti psicologici che andavano valutati e sono stati molto importanti questi step. Da un punto di vista invece dello snodo nel campionato ci sono quegli aspetti che vengono chiamati tradizione, che nello sport, ragazzi, contano tantissimo, altro che non è vero, altrimenti sarebbe totalmente banale oppure come fatti poi vengono fatti con gli schemini dove può perdere. No, l'anno delle 10 vittorie di seguito tra fine del girone andata e inizio del girone di ritorno scintillanti del Napoli del maestro Sarri, noi perdemmo 2-4 in casa della Roma dopo che eravamo usciti dalle coppe con Dzeko che fece meraviglie. Tra l'altro il secondo gol lo facevamo al 92esimo. L'anno scorso facemmo 0-0, io ero arrabbiatissimo, e 1-1 e Shaarawy al 91esimo, 92esimo, ed è stata la squadra cruciale per stopparci 2 volte, diciamo, la rincorsa, e sarà la squadra cruciale per il crocevia del Napoli, e avviene più o meno, l'anno scorso fu la nona, no? Più o meno pensate un po' nello stesso momento. Io lo dico sì, l'anno scorso, ve lo ripeto quest'anno, dei 7 elementi che servono per vincere il campionato, il Napoli non ha nessuno superiore agli altri. Potremmo dire forse che la rosa in alcuni punti è nettamente qualitativi, in alcuni c'è qualche sbavatura, siamo lì, ce la giochiamo quasi alla pari, e quindi memori del video che vi feci vedere l'altra volta chiedendo il prestito a grande Dudley Moore. Se noi ci mettiamo in testa al campionato e abbiamo la forza psicologica di godere dell'area più pulita dell'alta classifica, vinciamo scudetto solo se non abbandoneremo mai la testa. Banale, no? È ovvio, no? Cioè non avremo l'alternanza, poi perdi un po' la te, poi ritorni primo, poi secondo, poi primo, poi terzo, poi primo. No, dobbiamo non abbandonarla più e quindi a partire dalla Roma è veramente uno snodo importante. Perché gli altri 6 elementi, vediamo anche quello con la stampa, non sono cambiati, anzi, c'è alcuni, non mi veniva quella volta il termine, ci sono alcune situazioni che sono delle tregue armate, pronte, lì, vediamo anche il nervosismo di Mister Spalletti. Quindi a partire dalla Roma, da un punto di vista psicologico, secondo me non era dedicata come quelle due, e si è vista anche le score con l'Ajax, però da un punto di vista dello snodo del campionato è una partita. L'altra partita del bivio del nostro campionato, però psicologicamente non ci arrivi male, non ci arrivi né esaltato, perché la partita di oggi
Sarà tosta. Ha fatto e quindi tu dici stiamo facendo 6 gol a tutti, beh, questa partita l'abbiamo già vinta, poi all'Olimpico ci arrivi con la concentrazione giusta, già con una partita è un classico come diceva Brera, no? Quella con l'Ajax mi preoccupava molto, averla vinta è stato averla vinta anche in quel modo è stato importante. Il Glasgow, come diceva l'amico Bellino, aspettiamo prima la Roma, perché tu non sai oltretutto ci ricordavano col Glasgow non può giocare Dem, quindi perché non è in lista non facciamo come un noto collega lo metteva e poi c'erano gli amici Bellini che so che in trasmissione gli hanno mandato i messaggi. Chiaro, è una partita, Valerio, quella da vincere, cioè, i giochi in Europa abbiamo la certezza che siamo passati, ma può essere un girone veramente un po' beffardo, ve lo anticipo, nel senso che tu potresti anche essere con tutta una serie di alchimie di gol, no? Secondo a 15 punti, il che credo che sarebbe un record assoluto, perché a 15 punti chiaramente ti qualifichi, perché quando tu hai una squadra che non l'abbiamo ancora battuta, no? Che perde tutte le partite, hai queste situazioni dove ci sono due squadre che hanno fatto tanti punti. Diciamo, il Liverpool deve ancora vincere con l'Ajax, però l'Ajax a questo punto non può più qualificarsi per tutta una serie di miracoli anche lì, perché vale la differenza reti degli scontri diretti, non generale. Siccome una persona che non nome ha detto no, il Liverpool dovrebbe fare tanti gol per raggiungerci, no, ci deve battere 3-0 o 4-0 a seconda, non l'ha chiarito mi sembra, se l'UEFA considera, perché quello si considera differenza reti tra i punti negli scontri diretti, differenza reti negli scontri diretti, gol fatti negli scontri diretti, e quindi se fosse un 3-0 sarebbero 4-4 del Liverpool. Dovrebbero aver abolita anche nella valutazione del girone la differenza di trasferta. Allora lì sì, in quel parametro entrerebbero la differenza reti generali di tutte le partite. Spero di aver chiarito i meccanismi di qualificazione. Intanto battiamo il Rangers, prima la Roma non sarà una scontata, perché il Ranger è anche l'ultima. Tra l'altro io spero che la mia memoria mi assista, io credo che abbiamo rischiato più con il Rangers, con il Glasgow che non Rangers di Glasgow, che non con il Liverpool e con l'Ajax, perché fecero quelle folate e Spalletti era inviperito a inizio partita, poi vincemmo con clean sheet, ma con loro rischiamo parecchio. Cioè, ancora ci sono i giochi da fare per la qualificazione o scendere in Europa League, quindi e poi in Europa non è mai scontato vincere, sono soldi, poi il ranking è importante, accumulare più punti possibili, quindi cioè non è una vittoria inutile, dici, come faceva Sarri col Mosca, che facciamo pareggio, poi chiaramente vincemmo con Benfica, entrò Mertens e fece il fenomeno. No, perché sono 2 punti o 2000 punti di ranking UEFA. Allora, però per me il Milan, io lo vidi col Napoli anche prima, è una squadra mentalizzata, ha fatto il salto di maturità, poi anche lì ci manca qualcosa, a parte che ancora infortunati, cioè loro quest'anno sono mentalizzati per mettersi la stella al petto, quindi hanno anche delle motivazioni superiori a qualunque altra squadra, cioè vincere prima dell'Inter per essere la squadra dopo la Juve che ha 2 stelle. Probabilmente il netto aumento di calci d'angolo è dovuto proprio alle incursioni di Kvara, che giustamente arriva fino in fondo. È chiaro, quello che vi ho fatto notare. Vichingo ci segue, è giusto. Sì. Buonasera, Forza Napoli sempre, grazie Guido per le statistiche, è bello vedere la percentuale realizzativa aumentare parecchio, segno che la qualità in attacco è migliorata parecchio? Secondo me è migliorata, se andiamo adesso più nella bella domanda specifica, la fluidità di alcune azioni d'attacco. Secondo me alla lunga, se manteniamo questa fluidità, ci sarà un aumento, quindi mi voglio sbilanciare, della percentuale realizzativa, perché hai più possibilità di avere determinate azioni non solo pulite, ma che tolgono tempi di gioco alla difesa. Noi per esempio a volte facevamo tanta fatica nonostante una nettissima superiorità territoriale di possessione, perché eravamo un po' compassati, no? Quando
Insigne accettava di fermarsi. La velocità poi ti fa perdere a volte precisione, no? Oggi immagineranno che accuseranno Elmas per questo errore, però poi quando tu devi andare a vincere una partita è lì che si gioca la qualità, su la precisione, il coraggio, l'imbucata dalla tre quarti, no? E quel tipo di passaggio lo devi rischiare, e sono quei passaggi chiaramente che è più facile ti intercetti, è più facile che sbagli perché devi togliere più tempo all'avversario. Secondo me quando lo critichiamo, ma dobbiamo applaudire. Oggi ha fatto un gran gol, sia sul tempo del difensore che del tempo del portiere. Perché poi Dobbiamo lo sottolineare frega. quando è un gol che non mi aspetto da lui e mi fa ben sperare, perché proprio tecnicamente mi è piaciuto come il gol. Non è il gol quando lui spacca tutto, va in progressione, è sul timing, è stato tutto buono di quel time, non solo sull'avversario, ma ha colpito la palla nel momento giusto, dell'angolo di porta giusto, e ovviamente togli quel tempo al portiere che poi gli passa da sotto. Sembrano facili anche per i portieri quegli interventi, ma lì quando io vi dico, se no giocherebbero fino a 60 anni i giocatori, stiamo parlando di situazioni di secondo. Il gol che ha fatto Osimhen oggi è un gran gol di sinistra poi, che non dovrebbe essere il suo ed è un'azione, tra l'altro noi vediamo solo la parte finale, molto bella, che nel primo tempo potevi farlo con Raspadori, potevi fare con Politano. È molto bello come li abbiamo portati. Raspadori comunque ha fatto anche lì un bel tiro d'incrocio, e non era, parlando tecnicamente, ragazzi, non era facile, perché aveva il difensore che l'ha mantenuto fino alla fine, gli ha dato l'unico angolo che poteva fare, lui l'ha impattata benissimo, perché poi se la strozza di più il portiere la prende, ed è uscita veramente di 30-35 centimetri, ma bene la difesa, però l'azione è stata molto fluida e molto in velocità. Fosse stato nella zona di campo leggermente più dentro, ma poco, mantenendo quell'angolo di tiro, però era un angolo di tiro perché poi se era più laterale o troppo avanzato davi più vantaggio al portiere. È stata una bella azione, quindi sarà importante avere questa fluidità per molte azioni, e alla lunga, siccome un campionato di 38 partite, potremmo aspettarci un miglioramento, spero. Francesco si dice: questa convinzione che a breve venderemo Kvara mi sa di effetto Mandela. Voglio ricordare che il Napoli è tra le squadre che più non gli attaccanti. Gli attaccanti. Non gli attaccanti. Oltretutto, Guido, dico anche a Francesco, l'impressione, ce l'hai Francesco? Chiedo proprio a te, ce l'hai l'impressione che sto ragazzo di 21 anni è superiore? Guido, la sparo grossa, era più giovane ancora Hamsik quando arrivò, però l'impatto che sta avendo Kvara adesso mi sembra che è già giocatore finito. Hamsik è cresciuto con noi, è diventato maturo. A me questo qua, se si ferma la crescita di Kvara, è già un giocatore che può giocare in un top club. Allora, noi abbiamo un problema serio, che è una domanda che io prendo in maniera generale in questo momento, un problema politico, che adesso dobbiamo valutare quale sarà la decisione della Corte Europea, la decisione della Lega Spagnola, tutti contro il Real Madrid, no? Che il calcio può crollare da un momento all'altro, perché abbiamo poche società che sono gestite malissimo, è inutile dire, che comunque hanno una super gloriosa storia alle spalle. È come il pazzo che continua a dire che la nave non sta affondando e non fa manco lo sforzo con una bacinella, che lo stesso affonderebbe la nave. Però non si sta andando a uno scontro forte con quel che mi dice, ma con cosa c'entra con Calcio? Quello che mancano in vari campionati, perché poi purtroppo, anche se il calcio è uno sport meraviglioso, corale, eccetera, colpiscono sempre di più nell'immaginario, negli abbonamenti. Questo non è cambiato il calcio, nei titoloni, nei giornali, gli attaccanti. Quindi si spende molto di più, cioè a parità. Il più grande difensore, quello che è costato di più, non è costato come anche vecchie glorie come Cristiano Ronaldo, che poi fu 125 tra commissione o meno. Quindi Cristiano Ronaldo, la Juve, ed era già grandicello, è costato molto di più del 88 milioni di un difensore, quello più pagato.
E questo, diciamo, è una in Europa Lewandowski incomincia a farsi grandicello, Messi si è fatto grandicello, CR7 gli auguriamo, gioca pure fino a 50 anni, ma fa più panchina che... Quindi non possiamo già con questo tipo di impostazione in Europa, di Lega e di Champions League. Se si fa poi questa benedetta, maledetta Superlega, è ancora più un punto interrogativo. Quindi ci troviamo in una situazione molto delicata. Lavezzi chiese di andare via al terzo anno ed era meno, diciamo, devastante di Kvaratskhelia. Poi si è resistito fino al quinto e già il quarto lui rimase. Cavani dopo 3 anni, Higuaín dopo 3 anni, Milik alla fine pure lui dopo 3 anni, più o meno, siamo poi più per è stato 2 anni infortunato. Quindi storicamente noi gli attaccanti del Laurentiis non riescono, non è vero, a trattenerli 6-7 anni. Ci sono stati giocatori anche per affezione, e mi riferisco a Amsi, che lui l'ha detto, mi sono state tantissime proposte, ma sono io che volevo rimanere, come psicologicamente è stato devastante per Mezzo andare via da Napoli. Cioè, poi alla fine ha parlato una sola volta e i due procuratori hanno parlato una sola volta, che hanno messo totalmente in discussione queste famose offerte faraoniche del Napoli o le sue richieste. Cioè, possiamo aspettarcela un'offerta di qualunque squadra inglese o anche di un Barcellona per Kvaratskhelia, cioè non sarebbe non solo sbagliato, però non sarebbe nemmeno una delle più grosse previsioni colte che ci siamo inventati nel canale, cioè, come dire che domani, a parte le battute che possiamo dire martedì, no? Come dire che domani è lunedì, lo sappiamo che sta finendo la domenica per valere qualche ora in più e domani è lunedì, è di una banalità incredibile. Tra l'altro, nonostante sia una squadra che non fa l'Europa, il Napoli, nonostante editoriale, sconcerti, perché ha fatto un po', dice, si scusa che nel suo editoriale dedico solo le ultime 3 righe al Napoli, prima in classifica era tutta editoriale sull'Inter, cioè nonostante il Napoli, io non entro in queste polemiche, non ha i titoloni, non viene trattata bene, però di Kvaratskhelia ne parlano tutti e le partite del Napoli viene sempre sottolineato a volte anche al di là di questa, non è Maradona, e quindi c'ha veramente tutti, come si dice in gergo, tutti i riflettori puntati. Chiaro. Ci dicono un contatto di mano mostruoso in area Milan, ovviamente Maldini una volta ha dovuto parlare l'anno scorso, basta, quindi non c'è bisogno di parlare tanto. Aiuto. Michele ti chiede: potrebbe giocare Osi e Ciolito insieme con Raspadori a sinistra per far rifiatare Kvara? Mai. come sta mettendo la squadra Spalletti, che ci tiene moltissimo alle coperture, cioè tutti e 3 addirittura. Poi al massimo dovrebbe finire dietro, cioè con 1-2 con la doppia punta con Raspadori sotto punto, perché poi uno dei due, Osi e Ciolito sulla destra, non ce li vedo tantissimo. No, lo escludo, ma conoscendo il mister, non che lo conosco di persona, però sa, ormai Spalletti ha più di 60 anni, cioè, sappiamo come mette le squadre in campo, quali sono ogni allenatore. E maestro De Zerbi, quanti punti c'ha in Premier League? No? Non sto seguendo. Non posso 0 vittorie, Valerio, ha fatto quel pareggio, quanti gol fa? Perché già qualcuno in Inghilterra sta storcendo il naso, no? Che prende troppi gol, ha fatto sì quel 3-3, però poi non segna più. Io ho fatto fatica a seguire il Toronto e posso portare solamente la classifica, diciamo, che portano 34 partite, 34 punti e mi finisce. Sembra che l'anno scorso era 28 punti, penultimo l'anno scorso di quella generale, non di conference, e penultimo quest'anno, ma l'anno scorso erano 28, quest'anno 34. Mi dispiace per Lorenzo, che è andato a giocare in una squadra che non lotta per nulla, diciamo. Adesso vediamo, ovviamente dicono io, Bernardeschi, siamo arrivati tardi, adesso se facciamo la preparazione insieme si può migliorare, perché poi hanno migliorato in termini di punti un pochino, ma fare il salto dalla zona retrocessione a lottare per i primati è una roba che nel calcio non succede. Anche nel calcio, diciamo, americano. Se ti vuoi divertire giusto con... Sì. Dai, fai vedere i minuti
quel che piace a tutti, quelli complessivi di tutta la stagione. Sì, nel frattempo ovviamente noi ragazzi aspettiamo a questo punto il finalissimo della partita di Verona e poi Verona-Milan, ci devono raccontare Verona-Milan. Qualcuno ha detto che era fortissimo il Verona a inizio campionato, io dissi non all'inizio campionato perché io per vostra fortuna sono mancato tantissime giornate, però Valerio scriveva Verona è poca cosa, anche se era troppo presto, cioè. Come, ecco, consentitemi mentre Valerio prende lo schemino, sì. poi, dell'ultima partita non in Conference League, in campionato, ho sentito insieme a un collega che c'era questa Fiorentina che comunque produce molto, cioè delle 7-8, non si è mai capito, poi facciamo vedere questo qua, presunte sorelle. Sì, lo metto piccolino. No. La Fiorentina, pensate, è quella che c'ha la percentuale realizzativa non di gran lunga inferiore, drammaticamente inferiore. Cioè, il Napoli c'è il 37% e 12 complessivo, l'Atalanta c'è il 36% e 14 complessivo, l'Inter c'è il 33% e 10 complessivo. Infatti sta oltre che la Juve c'è il 31 e 9 e sappiamo quanta difficoltà, però la Lazio 42 e 19 è tremenda la Lazio, il Milan non con la partita di oggi 41 e 11, quindi tutte giocano dal 37 al Milan e la Lazio che hanno poco più del 40. La Fiorentina ha il 16 e quella complessiva è 4,5. Cioè dire che poi tutte queste azioni di gioco, questa sciupone eccetera, no, la Fiorentina ha grosse difficoltà a trovare la porta, non a fare gol, a trovare la porta, gliela devono indicare con i cartelli, guarda che da quella parte. Ecco qua. Queste sono, diciamo, le differenze in campionato tra quest'anno e l'anno scorso, e sono, diciamo, quelli che erano già titolaristi. Considerate che Anguissa un applauso a Guido che ha inserito Zedadka. Sì. Vabbè, ormai è convocato. Fa parte. Ha scambiato, tra l'altro li diciamo, sono note di colore, ha scambiato anche la maglietta con Bessai dell'Ajax perché si era parlato del fatto delle magliette che loro non hanno saputo prendere. Che cosa, qual è il numero più clamoroso qui? Beh, secondo me se ne scende. Secondo me, visto che Spalletti l'anno scorso lo incensava sempre, diceva che l'allenamento va a 1000, che entra in partita che va a 1000, gli vorrei dare di più, però quest'anno gli abbiamo dato 208 minuti di meno con la partita. Dice, ma come fai a togliere? Però nessuno mi toglie che Anguissa, e avevamo già visto la partita dove ha un po' faticato perché ha fatto un inizio campionato mostruoso, cioè dominante pure. Poi ci sta, infatti Mario Rui adesso non ha più Gulam, grande campione, sfortunato, che non giocava mai, e quindi ci sta qualche minuto in meno, per quanto è un minutaggio importante in campionato, però in campionato almeno già accumulato più di minuti di quanti ne ha fatti Gulam l'anno scorso, e sta giocando anche in Champions, Oliveira, no? Quindi certo. i due terzini sinistri ci stanno pochi i minuti di Simeone, 159, per ora diciamo sono abbastanza evidenti, come il netto miglioramento dell'impiego di Zelinski, no? Poi non stupisce che Di Lorenzo, nonostante quest'anno ha già perso qualche minuto in Champions, non in campionato, no? a tutti i minuti, però si dice Mazzanoli quando gioca comunque sono aumentati i minuti di sì, sono aumentati perché da quello schema che ho fatto vedere ci sono stati più recuperi quest'anno perché... No, è proprio l'esempio proprio massimo, anche se sono le stesse partite aumentano perché aumentano. Siamo arrivati a 15 giocatori che sono andati a segno tra campionato e coppa. Molto, anche questo è molto interessante. E Valentina ti chiede, io non posso rispondere perché Spalletti non l'ho ancora sentito, ti aspetti Ostigard con il ritorno di Kim sul centro-sinistra? Questa cosa, diciamo, Valentina attivissima stasera. Valerio è un grandissimo disgraziato, sai che io non faccio calciomercato le formazioni,
poi mi stimola. Ma secondo me perché Valerio è in combutta con quello là che ha detto: ma vi rendete conto questo buffone, so, queste parole, vi sta imbrogliando, vi deve chiedere scusa, cioè. E io vi dissi che avrebbe giocato con Jesus, quindi 2 su 2, no? Pure applicando una semplice logica, no, di esperienza, però si potrebbe, tra queste, non con la Roma non penso, anche perché comunque non c'è manco il turno infrasettimanale. Vediamo la partita con la Roma, vediamo anche il dispendio di energie, se è una partita facile, una partita che ti lascia tensioni fino vediamo la partita della Roma, tra l'altro è una partita. Tu parli del no, Valentina parlava del pre-partita. Sì, io lì l'ho studiata così, perché Spalletti ci dice prima un pochino le caratteristiche dell'avversario e lui sceglie il difensore. Però poi così. Benitez, il calcio ogni tanto è bugia. Un po' di bugia, è facile. Dobbiamo sempre prendere e smontare quelle che sono le cose che dice. Infatti abbastanza, e questa è una cosa privata che però insomma Valerio non si offenderà che vi rendiamo pubblico, no? Perché comunque secondo me è un argomento che dobbiamo trattare. Ci ha un po' stupito, e ci siamo confrontati in privato, suspenso, che Spalletti in conferenza stampa dica Zalone bruciando il ragazzo. Chiaramente non è un messaggio contro il ragazzo, non è un messaggio, secondo me, poi faccio dire quello di Valerio, anche la vostra, contro la società. Secondo me questo è proprio un messaggio contro la stampa, ha detto non vi aspettate lo scudetto, ci sono delle lacune, state pompando troppo, e una ve la dico subito, butto chiaro e tondo, perché raccontate un altro calcio, altrimenti non c'è proprio ragione per un ragazzo che poi non penso, sa benissimo che, tra l'altro, avendo Di Lorenzo, avendo col procuratore, avendo Di Lorenzo capitano, qual è la sua stagione. Su Juan Jesus mi sembra abbastanza logico, pure se di sinistra ci sono i trascorsi degli allenatori e dei giocatori che non puoi cancellare. Se un giocatore è arrivato al primo giorno, l'allenatore al primo giorno, tu non hai il primo proprio giorno non ha mai allenato, ma qua parliamo comunque di 2 persone esperte, perché Juan Jesus anche lui non è proprio il giovane emergente. In più ci sembra, e ci ha stupito molto, estremamente proprio concentrato non solo sul suo ruolo in campo, ma fuori dal campo, e su quelle che sono le potenzialità della squadra. Quindi ci sembra un uomo molto giusto al momento giusto, a prescindere che pure lui non è il più grande difensore del mondo. E questi elementi contano, cioè nella nostra valutazione, quella di Valerio, Guido, noi cerchiamo di prendere tantissime cose, poi purtroppo per noi, perché se stessimo agli allenamenti, o a parte ci divertiremmo, capiremmo molte cose segrete, poi vedremmo proprio la gamba del giocatore. Oggi io, a un certo punto durante la partita, poi vi taccio, e si è visto che era proprio proprio nettamente. E quando finisci in Serie A, come quando abbiamo preso il gol per l'infortunio di non è colpa della squadra, sono stati bravi loro a giocare con l'uomo in più praticamente, non hanno buttato la palla fuori. Noi vedi che questa finto sportività del calcio anche oggi, stavano morendo, noi abbiamo provato a non buttarla, poi resuscita, queste cose non mi piacciono, poi lo paghi in Europa, perché stiamo facendo figuracce non in Napoli, per fare che in Europa, no? Però le altre squadre non è che stanno vincendo a mani basse. Lo devo dire, questo sempre per sottolineare che anche quando succede con i nostri, noi lo diciamo, non esiste. Noi lo diciamo, sì. Oggi è capitato a Di Lorenzo, che ha preso una bella botta e l'ha presa, però poi è anche un momento di adrenalina. Io sono capitano, mi devo alzare per parlare con l'arbitro, per chiedere la punizione, non posso rimanere a contorcermi dal dolore. Siamo perfettamente sintonizzati su questo, Valerio lo dice sempre, io, perché se poi uno vuole un calcio giocato veramente, un calcio pulito, non puoi essere fazioso o tifoso. Noi lo diciamo sempre, mi sono permesso io. Tifoso significa gioire, emozionarsi, tifare lì, ma non perdere il lume della ragione o farsi passare più grosse schifezze di te, perché te devi giustificare in base ai tuoi colpi. Lo diciamo. Quest'anno è molto poco, perché tra l'altro non facciamo falli.
non facciamo falli e non giochiamo in Europa, ricordiamolo. Guido, ultima domanda, così ci salutiamo e ringrazio tutti. Siamo arrivati penso a 400 like, si può fare di più ma si recupererà per chi la vedrà dopo. Molti stavano probabilmente guardando il posticipo. Secondo te, secondo lei, il Liverpool di Klopp è a fine ciclo? Fammi dire due cose. La prima, forse lui rilascia un'intervista molto bella dove tra l'altro diceva che Klopp mi sembra un grande personaggio sportivo, è fuori quota per il campionato italiano, ma un allenatore del genere servirebbe molto il campionato italiano perché ci farebbe fare grandi salti di qualità anche per la stampa. E lui lo disse: se io sento, con i miei collaboratori ne ho parlato, con la mia famiglia ne ho parlato, che non posso stare più, che non ho quella stimoli, e quindi la squadra se ne accorgerebbe, sono io per primo che mi tiro indietro. E quindi lui disse di no. Ci possono, quindi forse per l'allenatore no, e ci sono anche dei giocatori che a un certo punto, vedi Koulibaly, che poi vi ha detto quello che io vi ho raccontato, questo anche lui già 4 anni fa, e quindi proprio si trova, quando dissi il dopo Sarri, maestro Sarri, secondo me, insomma, il campionato inglese è logorante. Lui ha fatto 2 campionati mostruosi dove ha perso per un punto il campionato, e uno stramostruoso dove stavano giocando benissimo, interrotto per la pandemia, ha perso 2 Champions, di cui una arbitrata malissimo, a parte gli errori del portiere. Non è facile, cioè, essere mostruosi. Aspettiamo, l'Arsenal prima o poi si dovrà riprendere con investimenti così importanti come quelli che ha fatto l'Arsenal, uno stadio bellissimo. L'Arsenal era la squadra che aveva l'allenatore più longevo del campionato, no? Monsieur Wenger, anche se ormai è inglese a tutti gli effetti, però è francese. Aspettiamo. Poi il campionato inglese è bello anche per questo. Vincesse quest'anno l'Arsenal, per il campionato inglese sarebbe importante, perché l'Arsenal è una squadra gloriosa, però non vince ogni anno, no? Ogni decade. Quindi la seconda cosa che volevo dire, che mi attira Klopp, tutti questi allenatori, Klopp, Guardiola e altri, stanno sperimentando tantissimo, hanno staff sempre più completi, più sofisticati, più tecnologici e anche più umani, cioè cercano di abbinare uno studio sempre più spinto della tecnologia applicata all'analisi delle partite e degli allenamenti, addirittura con astrofisici, ingegneri aerospaziali, cose come manco farlo apposta. Dopo era fatto col cuore, no? Viene ringraziato chi si occupa di vendite di materassi. C'è stata un'intervista di De Rufeo che ha detto: considerate che l'ambiente Udine è un bellissimo ambiente perché ti fanno lavorare con calma, pretendono scudetti eccetera, hanno avuto sempre dirigenti molto capaci, molto pazienti, che sapevano, anche molto bravi poi a vendere i loro talenti, e quindi diciamo parliamo di un posto zero stressante rispetto alle grandi piazze, no? Eppure anche lì lo stress si sente. E Deulofeu in questa intervista diceva: io, a parte tutto lo staff di alto livello dell'Oranese, ho un mio staff personale di 4 professionisti diversi nel campo psicologico, alimentare, eccetera. E ho visto che anche a livello familiare questa cosa mi ha aiutato, questa cosa che mi aiuta sono tensioni in meno in famiglia, tensioni in meno significa energie in meno che uno perde e che ne mette in campo. E uno di questi super professionisti poi gli ha migliorato la qualità del sonno e gli hanno procurato un materasso particolare che non solo fa recuperare meglio le energie, ma lo ripara da tutte le radiazioni. Noi siamo totalmente circondati da wifi, cose, e lui sottolinea l'importanza della qualità del sonno e di questo ulteriore strumento banalissimo, no? Perché poi il materasso speriamo di averlo tutti, poi ci sono ancora di povertà nel mondo, no? Non scherziamo su questo. Però pensate come sta diventando sempre più sofisticato il mondo del calcio, bisogna leggere, bisogna studiare,
molto facile, Gattuso out, non abbiamo sentito adesso Inzaghi out, Lautaro Martino in bidone, Allegri out, e continuiamo questo modo, oltre che barbaro e volgare, troglodita, retrogrado di analizzare il calcio, che diventa sempre più sofisticato. Poi De Rufeo può avere un tratto beneficio da determinati professionisti, altri non hanno bisogno, altri hanno bisogno di un altro tipo di staff. L'ottimo, umanamente mi è sempre stato simpatico, Francesco Modugno, ha smitizzato il Gattuso out, perché abbiamo scoperto che la Bocca, quando è venuto a Napoli, a prescindere da una situazione familiare che mantiamo segreta, sono fatti suoi con la sua ex compagna, ha avuto un problema molto prolungato alle tonsille, anche con un'operazione che gli ha portato problematiche che poi si sono tramutate anche aumento di peso, difficoltà alimentari, aumento di peso, una forma scadente. Io sono convinto che, ma chiunque secondo me al mondo, che Gattuso chiamava il 4-3-3, infatti tornò subito al 4-3-3, poi ha visto che la squadra era fuori forma, che diceva sì, io giocavo in un modo, ma le mie squadre vogliono giocare a pallone e calcio è cambiato. Con questo Lobotka lo teneva fuori, ma non è Lobotka di Gattuso, è Modugno, ottimo, è sempre simpatico, poi non è mai velenoso come professionista, lo trovo garbato, un mio umile parere. Io quelli bravi li nomino. Alla fine si è scoperto un aspetto che casomai la società, sono fatti medici, ha tenuto nascosto. D'altronde gli stessi tifosi che adesso lo incensano lo hanno insultato in tutti i modi perché era grasso. Non sono robot, ragazzi, non sono robot. Calma e gesto. E il calcio è bello anche studiarlo, cioè scoprire aspetti sempre diversi. Poi vabbè, ci sono youtuber, mi faceva vedere Valerio, ma non li citiamo perché per me sono criminali, si fa proprio che fanno cose al limite del criminale, in poche ore hanno centinaia di migliaia di visualizzazioni. Evidentemente né Valerio, io proprio niente. Possiamo non cambiare il mondo, ma manco il mondo del web, però possiamo fare una piccola finestra di garbo e qualità, e quella sì. E quindi Klopp aspettiamo, per dire, a fine anno, aspettiamo, perché lui ci ha detto che aveva ancora molte energie, perché comunque è molto affezionato al Liverpool, di aver parlato con la famiglia, aver parlato con i giocatori. Però i giocatori che hanno giocato in questi anni un calcio, tornando e concludendo, fantascientifico, quasi spaziale, cioè la Klopp era un calcio rock, correvano a 1000 e hanno fatto, ragazzi, perde, noi ancora rimpiangiamo i 91 punti del maestro Sarri, questi ne hanno perso un campionato con 93 punti, quanti erano 96, non mi ricordo, una cosa mostruosa, cioè ti fa male, cioè quasi 100 punti e tu non vinci un campionato. Mai come potrebbe essere, per andare ancora più nello specifico, perché poi se ci sono persone educate che fanno domande intelligenti vanno non solo rispettate, ma dato tutto se stesso. Come l'anno scorso l'Atalanta è crollata, è andata manco in Europa, ma quest'anno è tornata Rocco con un calcio diverso. Casomai quest'anno lì tiene botta e l'anno prossimo riparte cambiando un po' modo di giocare. Io sarei prudente, è una persona molto seria, siamo sicuri che se dovesse andare male la sua stagione, e lui stesso lo dice lui, è veramente, sono quegli allenatori che hanno migliorato anche nelle dichiarazioni poste per partite, sì. Mamma mia. In chiusura, giustamente, visto che molti me lo stavano facendo vedere, Milan un po' fortunato, Milan che meritava di perdere, la cosa preoccupa. Ragazzi, questa poi è la percentuale realizzativa che ci dice Guido. Fanno meno XG di quanti gol fanno, aumenta, il Verona evidentemente ha sprecato, è stato sfortunato, non lo sappiamo. Da questi numeri si sarebbe dovuto avvicinare di più il Verona al 2-1, però il Milan porta il bottino pieno. Lo ripeto per l'ultima volta, mettendolo in testa: Vinicio è una leggenda, punto. Ogni volta, che raramente tra l'altro, perché non sia molto discreta, che lo vediamo in video mi commuovo. Tra l'altro mio padre l'ha visto giocare, veramente un figlio di Napoli, perché poi lui si è sposato, è rimasto a vivere a Napoli, è una leggenda, punto. E noi lo ringraziamo
anche per il posto che è una persona deliziosa, punto. Ma io mi sono scocciato di sentire sempre il Napoli di Vinicius, non perché stia offendendo una leggenda o quello che fece prima come giocatore e poi come allenatore. Il calcio è cambiato, punto. Lasciamo il Napoli di Vinicius nell'ambito della storia del calcio, quindi se uno si vuole studiare la storia sono là, ma questi richiami, paragoni eccetera non vanno da nessuna parte, tant'è vero che tu non hai vinto quest'anno perché si fanno sempre richiami e paragoni a delle cose che non ci azzeccano più nulla, e lo ripeto, non solo non insultare, cioè è una leggenda e a livello umano ogni volta che lo vedo io mi commuovo, anche come parla, cioè il tono di voce è una delizia, cioè, ok? E il richiamo a determinati momenti, cose che funzionano all'epoca, che non c'entrano nulla. In questo preciso momento storico in Italia, a prescindere dall'esercizio del potere, quello che è fondamentale, tant'è vero che la difesa è importante, ma non è più la pietra angolare, è questa maledettissima percentuale di realizzazione offensiva, dove noi facciamo una gran fatica, perché noi dobbiamo produrre il doppio delle azioni della Lazio per avere quasi meno risultati. Non va bene alla fine. O del Milan, un po' di più del Milan, perché non è il doppio, per avere 3 punti in più del Milan. E alla fine l'anno scorso invece l'abbiamo pagato. Ma non è solo questo, però ho detto questa è diventata veramente in questo momento del campionato italiano, attenzione, quindi non possiamo richiamare Vinicius, basta. Dobbiamo analizzare questo campionato in base agli ultimi 3-4, cioè. Però almeno qui proviamo con Valerio, perché lo sento ancora in tutte le trasmissioni, vale sempre. Lo so, non si esce dalla banalità, e noi lo dicevamo anche l'anno scorso o 2 anni fa, adesso non ricordo più. Il Napoli di Vinicius lo citiamo solo noi, nel mondo non se lo ricorda nessuno. Questo è un altro discorso che poi un po'. Sì, grazie Rita, non è delizioso, è di più. Se c'è qualcosa di più di delizioso l'associamo a Rita. Tornerò adesso, ho avuto anche molti problemi personali e fisici e quindi non è stato facile perché c'è quel Batman che è freddo, mi seguirò, però spero che qualcuno di voi, non tanto il video di Guido perché sono talmente pochi, che è andato ha colto il video di Guido per andare a vederlo in sala, perché poi quella è la vera emozione di tornare in sala a vedere il cinema, che siano classici, che siano registi nuovi, che siano registi ormai esperti come un Paul Thomas Anderson o un Virzi, cioè, perché va poca gente al cinema, questo in Italia. È stata, e poi un saluto, visto che Rita è così cortese da segnalare questo evento. Devo dire, è stata una bella esperienza. Ho visto tante persone contente, hanno fatto un restauro pazzesco, Valerio, un audio incredibile, che era un film molto suggestivo come Psycho. Tu che sei musicista, quindi c'hai l'orecchio un pochino più allenato della media, no? Sai quanto è importante. Infatti chiudo questo cerchio quando vi ho detto che gli youtuber, io sono veramente uno stupidotto e già lo sono nella vita. Mi sono permesso di fare come sempre un ringraziamento in generale e poi ho sottolineato un ringraziamento di un amico che è eccezionale, è uno psichiatra che sembra un rockstar con i capelli, perché lui ha sottolineato, dove sapete io poi faccio il commento dopo, coinvolgo il pubblico, poi ci andiamo a prendere qualcosa, un momento molto carino, che si sentivano proprio i respiri della citazione della Janet Leigh come attrice, perché io proietto in lingua originale con sottotitoli, così faccio 2 cose utili, non solo rispetto all'integrità dell'opera, ma visto che in Italia non si vuole affrontare questa questione nel mio settore, quella di critici cinematografici, nonostante io l'ho provato tutte le volte a portare in consiglio, quello di lasciare almeno un giorno a settimana o una proiezione a fine giornata con i sottotitoli per permettere alle persone che sentono sì, ma non se ne fregano nessuno, nonostante i critici sono tutti di sinistra tranne 2 e non sono io quei 2, no? Cioè, è un mio vecchio pallino, ma non se ne frega, basta che parliamo di Berlusconi, dei critici. Berlusconi, allora almeno le rassegne di guida si trasmettono i sottotitoli e quando c'è il film in lingua originale, cioè di un'altra nazione, nessuno può, perché qualcuno protesta pure, che dà fastidio avere il sottotitolo, perché io poi non dico lo mettiamo perché c'è qualcuno, perché
la grandezza dell'integrazione è che deve essere veramente integrazione e non una concessione a qualcuno, se no stiamo scherzando, lo stesso ci mettiamo sul piedistallo. E quindi io ho scritto questo messaggio e vi saluto, così facciamo un po' di risate. Guido, correggi, perché le persone possono pensare che io sia un maniaco che sto a sentire. Ho detto, ma veramente la gente, sì, tu non sei sul web, la gente e mi ha salutato dicendo ti adoro, ma tu sei veramente un'anima pura. Ha detto che non stai a pensare alla malizia delle persone. Ho detto, no, perché io penso là che la serata è venuta bene, tutto nero, non penso che ci sia tutto sto male nel mondo. Uno che si occupa invece poi della mente delle persone ha sicuramente il polso della situazione molto più preciso del mio, e quindi ho corretto il tiro. Il mio era non solo un ringraziamento a tutti, ma un ringraziamento speciale a una persona che aveva avuto l'orecchio così delicato da apprezzare questo. Però tu, semmai sul web bisogna essere 3 volte attenti, e io sono un signor nessuno ancora, perché le persone trovano insano. Comunque scusa per questa lungaggine, è colpa di Rita, ce la prendiamo con Rita, è tutta colpa. Sai che c'è tutta colpa del Paradiso, il film. Nuovo film, è tutta colpa di Rita. Grazie infinite a Guido Gentile. Grazie a tutti, oggi è solo un saluto generale, che sono stato già abbastanza lungo. Godiamoci il percorso, fidatevi, ci stresseremo di meno. Guido Gentile, che vi esorto a seguire su YouTube, Guido Gentile piano sequenza, un video dietro l'altro. Se non l'avete ancora visti vi potete recuperare quelli, poi adesso entrerà in ritmo, sicuramente ne farà anche altri. Amici bellini, io vi abbraccio, siamo arrivati a 2 ore e 30, diamo la colpa a te sempre, ci godiamo il percorso. Vi bacio, arriveranno i like finali. Saluto Mario, buonanotte alla community intellettualmente avanzata, soprattutto a Valerio Condottieri instancabile e a Guido, il mago Merlino del canale. Il vostro garbo è il motivo per cui vi seguo. Polli, amici bellini, grazie per aver partecipato alla live, ci vediamo alla prossima e ve ne siamo grati di essere diversi dagli altri youtuber. E in chiusura, ragazzi, mi vado a studiare questa cosa perché me la state dicendo voi e devo assolutamente studiare, perché a questo punto può essere che il Napoli stia pensando seriamente di migliorare la situazione che sta deficitaria. Però voi sapete bene come la penso, avete seguito, sapete benissimo che c'è una cosa da fare, e ve la dico chiaramente perché non c'è problema. Quest'anno, più che altri anni,